Buongiorno, buon venerdì, rieccoci in diretta, staremo insieme come di consueto fino alle 14:30 per una giornata importante, quella che ormai è stata denominata come il Green Pass Day, ovvero il giorno in cui entra in vigore questa certificazione verde, lo ricordiamo, obbligatoria per accedere a bar e ristoranti al chiuso e poi palestre e piscine sempre al chiuso e poi cinema e musei. Però quella di ieri è stata un'altra giornata importante su questo fronte, perché lo sapete, ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali, ma anche nella nostra edizione straordinaria di ieri mattina. Il governo ha deciso per l'estensione del Green Pass ad altri settori, a partire dai trasporti, dai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Questo è importante sottolinearlo, quindi per tutti gli aerei, ma poi per treni, vaporetti, però lo ricordiamo appunto traghetti extra regionali. E poi si è deciso anche di intervenire nell'ambito della scuola. Questo è stato sottolineato da più parti, per garantire un ritorno in classe in presenza. In che modo? Rendendo obbligatoria la certificazione verde per tutto il personale scolastico e per gli studenti universitari. Diciamo che queste sono le novità più importanti che arrivano dalla giornata di ieri. Ma allora parliamo di trasporto, soprattutto di trasporto scolastico, perché quello è il nodo, l'abbiamo visto anche lo scorso anno con l'anno scolastico che si è concluso a giugno, come proprio il tema del trasporto scolastico sia stato il punto debole in tutta la pianificazione del rientro in classe, nonostante il grande lavoro fatto dalle regioni insieme alle aziende di trasporto per garantire il servizio agli studenti. Allora facciamo il punto, partiamo da qui insieme all'assessore regionale ai trasporti nonché vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, Vicepresidente, facciamo chiarezza su quanto deciso ieri dal Governo sul tema trasporti. È importante sottolineare che si tratta di trasporto a lunga percorrenza, quindi gli autobus che siamo abituati a prendere noi come pendolari o anche i treni, quelli che percorrono i tragitti all'interno delle regioni, non vengono interessati dall'obbligo Green Pass. Sì, lo confermo, i treni regionali comunque il trasporto pubblico locale, regionale non sarà sottoposto a Green Pass, anche perché immaginatevi essere nelle condizioni che tutte le mattine centinaia, per non dire migliaia di studenti devono essere controllati. Ovviamente ci sarebbe stato un grosso problema di riuscire a mettere in campo i controlli. Il Green Pass è valido solo sulla lunga percorrenza, quindi diciamo che per il Veneto i treni che dal Veneto vanno verso Roma piuttosto che Torino o quant'altro, insomma, da questo punto di vista credo che sia stata una scelta anche un po' dovuta, perché inserire il Green Pass sarebbe stato problematico e anche di discutibile applicazione. Sì, in effetti c'era poi il problema di chi controlla, perché insomma la questione, pensiamo poi magari appunto in pieno anno scolastico, sarebbe stato complicato per gli autisti verificare il possesso regolare della certificazione verde. Sarebbe stato impossibile chiedere agli autisti di fare questo, perché gli autisti o guidano e pensano di far arrivare i mezzi di trasporto in orario, ma pensare di dargli altre mansioni era impensabile. Vi ricordo che l'anno scorso, quando è ricominciata la scuola, ci siamo trovati nelle condizioni che c'era il problema dei controlli per i distanziamenti, evitare gli assembramenti, eccetera, cosa che a settembre non si è riuscita a gestire. Le aziende di trasporto continuavano a dire: noi non siamo nelle condizioni di poter gestire questa situazione. Nel piano trasporti ipotizzato dalla Regione Veneto, che è partito da noi e poi tutte le altre regioni si sono adeguate, ancora a novembre, prima di passare diciamo il pallino ai prefetti, avevo chiesto alle aziende di darmi un numero di persone che potevano essere
assunte per poter fare questi controlli. Le abbiamo inserito nel piano trasporti e il governo aveva dato l'ok, perché comunque non si poteva chiedere una cosa che era irrealizzabile. Il Green Pass sarebbe impossibile, anche il solo pensiero di mettere una persona per ogni autobus che controlli, ma anche i tempi di controllo sarebbe impossibile. Insomma, va bene mettere delle regole, ma si devono mettere delle regole che siano applicabili e che la gente possa osservarle rispettando ognuno il proprio compito. Diciamo che in questo momento si dovrebbe fare molto affidamento su quella responsabilità individuale di cui tanto stiamo parlando da 1 anno e mezzo, perché al di là di tutto sicuramente bisogna riportare al centro la responsabilità individuale che è in capo a ognuno di noi. Assolutamente sì, per tutti i settori poi. Assessore, tra l'altro ieri si è decisa anche, si è intervenuti anche sulla capienza, partendo dai treni dal 50 all'80%, ma mi corregga se sbaglio, sempre parlando di lunga percorrenza. No, anche allora, dalle informazioni che ho io sono l'80% anche per i treni regionali. Di fatto tenete presente che se fosse meno dell'80% avremmo un problema grandissimo, mentre l'anno scorso di fatto le aziende di trasporto con i bus turistici privati erano fermi, non stavano lavorando, quindi i bus erano anche a disposizione pur con i loro limiti, perché vi ricordo che le aziende di trasporto non è stato facile trovare bus a sufficienza e vi ricordo che a Venezia e a Verona sono dovuti intervenire sulla scuola con i doppi turni di entrata, perché un po' per i flussi di traffico e un po' quindi per l'accessibilità e un po' per il discorso del trovare gli autobus si è dovuto optare per intervenire sulla scuola. Quest'anno la situazione sarebbe ancora più difficile, perché comunque le aziende di trasporto, seppur lentamente, però qualcosa stanno lavorando, quindi molto probabilmente gli autobus che c'erano a disposizione l'anno scorso quest'anno non ci sarebbero neppure. Bene, anche se arriviamo sempre al photo finish, che la capienza sia stata definita 1 mese e mezzo prima, insomma hanno 1 mese di tempo le aziende per organizzarsi. I prefetti hanno già avviato i tavoli, perché ricordo che la gestione comunque rimane sempre in capo al prefetto e quindi dovranno di fatto reperire gli autobus necessari per quel 20% in più che mancherà. Quindi la capienza sugli autobus che accoglieranno gli studenti rimane all'assessore? 80%. All'80%. Possiamo dire che la situazione è più gestibile rispetto all'anno scorso, quando ricordiamo che fino a pochi giorni prima non si sapeva ancora esattamente quella che sarebbe stata la capienza, quello che sarebbe successo negli autobus, nonostante ad esempio la Regione Veneto avesse disegnato diversi scenari di capienza per trovarsi pronta a qualsiasi evenienza. Sì, noi avevamo ipotizzato i 3 scenari, perché nel momento in cui io ho attivato il tavolo con l'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Palumbo e tutte le aziende di trasporto, di fatto non avevamo indicazione della capienza. Quindi col pericolo che l'indicazione della capienza arrivasse troppo tardi, ho fatto i 3 scenari e di fatto ci siamo andati vicino, perché poi avevamo fatto lo scenario dell'80 per 50, 80 e 100, avevano definito la capienza al 75%, quindi più o meno c'eravamo, insomma ci discostavamo di un numero limitato di autobus. Con l'80%, sapendolo ora, ovvio che l'80%, attenzione, ci ricordiamo la capienza del 100% che erano stipati, con l'80% non ci sarà il distanziamento di 1 metro, perché anche quello è stato ritenuto impossibile da garantire, perché avere una capienza che ti permetta di poter erogare il servizio mantenendo il metro è praticamente impossibile. Quindi insomma credo che l'80% sia la via di mezzo corretta per poter arrivare, a meno che insomma
spero che ci sia, da questo punto di vista possiamo essere tranquilli. Ricordiamo l'anno scorso lo sforzo fatto anche dalle aziende per reperire quei mezzi in più, poi soprattutto per le scuole superiori c'è stata la didattica a distanza, poi un rientro in classe al 50%, quindi quello sforzo alla fine non era stato ripagato dalla presenza dei ragazzi. Quest'anno la volontà del governo è quella di garantire lezioni in presenza, non più didattica a distanza, quindi da quel punto di vista ci si augura che tutto funzioni e si arrivi a giugno 2022 senza intoppi. Ma guardate, io me lo auguro, perché comunque i ragazzi di fatto è 1 anno e mezzo che vivono tra la variabile didattica a distanza e didattica in presenza. Insomma, la scuola ha bisogno di certezza, ha bisogno di continuità, anche le famiglie hanno bisogno di sapere come si svolgerà l'anno scolastico. È ovvio che siamo tutti legati e le decisioni sono legate alla situazione delle ospedalizzazioni, perché di fatto vediamo anche oggi che i contagi si stanno ampliando, perché si stanno alzando, però nel momento in cui gli ospedali non vanno in sofferenza, diciamo che il problema è ampiamente gestibile. Io mi auguro veramente che si ritorni in classe a settembre e che i ragazzi non debbano più parlare di didattica a distanza per tutto l'anno scolastico. Insomma, me lo auguro, lo spero vivamente, perché i ragazzi hanno bisogno di socialità, però al di là di socialità io ne faccio anche una questione di apprendimento, perché l'apprendimento del ragazzo in classe o davanti ad un monitor è sicuramente diverso, e se vogliamo che questi ragazzi, insomma, arrivino a poter apprendere e poter acquisire le competenze, che la scuola svolga il ruolo che deve svolgere, devono farlo in presenza. A settembre sarà tutto pronto per accogliere i ragazzi in sicurezza con questa capienza dell'80%. Ci sono ancora delle difficoltà da parte delle aziende? Qual è la situazione in questo momento? Siamo al 6 di agosto. Ma guardi, adesso le aziende hanno saputa la capienza, devono attivarsi per di fatto reperire i mezzi da mettere in campo. Io mi auguro che, insomma, tra quelli che hanno comunque nel loro parco macchine, perché le aziende di trasporto non hanno il numero di autobus strettamente necessari per erogare il servizio, ma un numero di autobus di riserva li hanno comunque. Di fatto sono le corse negli orari di punta che devono essere incrementate. Ci sono delle corse che hanno bisogno di supporto, insomma, 1 mese e mezzo. Io mi auguro, insomma, le aziende l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo in 15 giorni, adesso hanno 1 mese davanti, non è che sia tanto tempo in più. Speriamo che il reperimento degli autobus vada a buon fine. Ecco, questo non ve lo so dire, perché adesso lascerò alle aziende di trasporto il tempo di poter organizzarsi, ma sentendomi anche con i prefetti monitoreremo la situazione. Potrebbe tornare necessario chiedere il supporto delle aziende private per autobus? Sì, sicuro, questo sicuro. Quando le aziende di trasporto fanno le gare per acquisire i servizi aggiuntivi, fanno le gare per rivolgersi al mercato e poter avere degli autobus privati a disposizione, perché comunque noi abbiamo quel 20% in meno di capienza che deve essere coperto dai servizi aggiuntivi. Questo sì. Io auspico e mi auguro veramente che questi autobus necessari a coprire il 20% siano reperibili sul mercato. Io ricordo l'anno scorso, appunto, quando venne deciso di chiudere le scuole, poi di un rientro soprattutto per le superiori, perché poi è questa la fascia d'età interessata, di rientrare al 50%, ci furono dei problemi proprio per quei contratti che erano stati fatti con le aziende di trasporto, con le aziende private, perché poi non c'erano studenti da ricevere su questi mezzi. Sì, c'è stato con la riapertura della scuola, le aziende avevano fatto i contratti, noi avevamo riaperto a febbraio, se vi ricordate. Dopo qualche settimana di fatto ci eravamo trovati nelle condizioni che i ragazzi erano a casa ancora in didattica a distanza e gli autobus giravano vuoti, perché comunque c'erano
i contratti stilati. Ovvio che anche questi contratti devono essere condizionati alla presenza dei ragazzi a scuola, però piuttosto di trovarci nelle condizioni di avere meno autobus rispetto alla domanda e quindi avere problemi di assembramento, in quel momento valeva la pena avere qualche autobus in più, però garantire ai ragazzi la possibilità di potersi distribuire serenamente sull'autobus, anche se vi dico gli autobus, i trasporti diciamo in generale sono sempre stati visti un po' come il cigno nero di tutta la pandemia, però insomma non sono così convinta che i trasporti, soprattutto i trasporti regionali, fossero così un problema, al di là delle note problematiche che noi abbiamo avuto, ma tutte le regioni, perché anche l'Emilia Romagna che ha zone turistiche, anche la Liguria, perché io sono in contatto stretto quotidianamente con i colleghi assessori e andavamo più che altro in sofferenza nel fine settimana, perché il fine settimana le città d'arte vengono prese veramente d'assalto piuttosto che il mare, e insomma vediamo Venezia 2 giorni fa, Verona in piena settimana è stato bloccato l'accesso a Piazza Bra perché c'era un numero di persone pazzesco. Tutte queste persone si muovono anche con i mezzi pubblici e a volte è veramente difficile riuscire a gestire. Insomma, sappiamo che a Venezia sui pontili di ACTV ci sono stati anche problemi di ordine pubblico con la gente che si azzuffava per poter salire quando l'accessibilità era limitata. Sembra facile gestire tutta la questione dei trasporti. Adesso noi abbiamo la gestione diretta del trasporto regionale su ferro, l'acqua e la gomma è delegato alla città metropolitana e alle province, ognuno per il proprio territorio, però vi assicuro che non è facile riuscire a gestire tutte le persone e poter dare un servizio per permettere a tutti di potersi muovere. Con le restrizioni che ci sono state fino a poco tempo fa. Anche perché non è programmabile il numero di persone che arrivano in una città, un conto è che se si parla di studenti e si sa qual è il numero di studenti, la popolazione scolastica, dall'altro invece è difficile programmare chi decide di arrivare in una città. La popolazione scolastica era diciamo difficile ma fattibile. Sapere quanta gente si muove nei fine settimana per tempo libero, turismo eccetera è alquanto impossibile. Assessore, le chiedo, si ritroveranno i ragazzi, la presenza del personale chiamato, che l'anno scorso è stata una scelta vincente, quella di mettere alle fermate degli steward che controllassero il rispetto delle norme? Sì, io mi auguro che proseguano con il piano che era stato ipotizzato l'anno scorso, perché comunque saranno sempre i prefetti che daranno il là alla riorganizzazione dei trasporti e della scuola, ma che comunque vengano garantiti questi steward che devono verificare e sollecitare, invitare i ragazzi a stare attenti, anche perché rispetto all'anno scorso, ce lo dobbiamo dire, il livello di attenzione si è molto abbassato, un po' perché ormai portare la mascherina è diventato normale. Molti di noi sono vaccinati, quindi ci sentiamo più protetti, però siamo sempre portatori di virus, quindi l'attenzione ci deve essere comunque in ogni caso. Poi vi dico, capisco anche, anch'io ho 2 figli adolescenti e dire a degli adolescenti che devono stare lontani dai loro amici, non si devono avvicinare troppo, è difficile, è complicato, è difficile per noi, a maggior ragione lo è per i ragazzi. Ultimissima domanda relativa all'audizione ieri del ministro Giovannini in Commissione Istruzione del Senato. Che cosa è stato detto o deciso? Scusi, per cosa? Sempre per l'audizione ieri del ministro Giovannini, sempre per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda insomma sanificazione dei mezzi e proprio anche implementazione dei mezzi a disposizione. Se si è deciso qualcosa, se sono arrivate delle ulteriori indicazioni da parte del governo con il ministro.
No, guardi, allora l'audizione al Senato io non ho partecipato, quindi non ho informazioni di che cosa il Ministro abbia detto. Una cosa positiva che c'è stata in questi giorni è lo stanziamento dei 450 milioni per il trasporto pubblico locale. Quando si parla di trasporto pubblico locale, di servizi aggiuntivi, di sanificazione, di personale, cioè tutto ciò che serve per rendere sicuro il trasporto pubblico è assolutamente ben visto e ben accetto. Devo anche dire e spezzare una lancia a favore del Ministro oggi, ma anche del Ministro De Micheli l'anno scorso, che tutte le promesse, al di là delle lungaggini nell'erogazione del servizio, che sono state fatte sul fronte economico, perché hanno sempre detto che le risorse per i servizi aggiuntivi e per tutto ciò che serviva per i trasporti sarebbero state stanziate, le promesse sono state mantenute e vedo che anche questo governo su questo fronte, infatti la problematica economica non la considero un problema, perché vedo che le risposte arrivano senza tante difficoltà. Poi sono le informazioni e i supporti. Proprio ieri mi ero lamentata del fatto che la capienza non era ancora nota. Oggi la sappiamo e insomma siamo un po' più tranquilli. Mi preoccupa di più la sua apertura, che mi parlava dell'80% solo della lunga percorrenza, ma da quello che risulta a noi è trasporto regionale, che non ci siano sorprese dell'ultimo minuto, però terremo gli occhi ben aperti. Allora, Assessore, io la saluto e le chiedo se possiamo risentirci in forma privata nel pomeriggio per avere conferma di questo, in modo poi nei nostri notiziari serali dare indicazioni ben precise, quindi magari ci riaggiorniamo più tardi. Va bene. Grazie mille, grazie davvero alla Vicepresidente della Regione Veneto, Assessore ai Trasporti Elisa De Berti, grazie e buon lavoro. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi con Cristian Arboit a Treviso, Alex Giuliano da Bassano del Grappa andremo a vedere come si sta vivendo in palestre, ristoranti, nelle città questa prima giornata di Green Pass. Pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta, intanto dall'assessore De Berti è arrivato in tempo reale, in pochissimi secondi, la conferma che in zona bianca anche sui treni regionali la capienza è all'80%, dunque confermato quello che ci aveva detto pochi minuti fa in collegamento. E adesso parliamo insomma di questo Green Pass Day e tra poco vi ho annunciato andremo dentro ad una palestra per vedere come si sta vivendo questa prima giornata di controlli per chi accederà alle palestre al chiuso, alle piscine al chiuso, ristoranti, bar, insomma ormai abbiamo capito dove rientra questa obbligatorietà della certificazione verde e vediamo come la stanno vivendo le categorie, come si sta affrontando questa prima giornata insieme al Presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Che giornata è? Una bella giornata, una brutta giornata? Come state affrontando questo Green Pass Day? Sappiamo che è accolto non da tutti in modo positivo, c'è soprattutto preoccupazione per quanto riguarda i controlli che vengono appunto affidati ai gestori, ai titolari dei locali. Intanto diciamo subito, ma l'ho già detto più volte nella vostra trasmissione, noi abbiamo un grosso problema, che fino a ieri non c'erano certezze, oggi ci sono, ma ancora con dei ma, cioè la certezza non c'è. E questo è un grave problema per una categoria come quella che io rappresento, che è stata la più falcidiata da questa epidemia. Detto questo, noi dobbiamo vaccinarci, dobbiamo avere il Green Pass, ma non sono convinto che si debba avere il Green Pass come controllori noi, no, perché non è il nostro compito. Che poi il decreto legge ci faccia controllori, questa è un'altra cosa, ma lo trovo abbastanza penalizzante per una categoria che ha già sofferto molto e che non può avere altre spese per poter fare tutte queste ricerche. Dovrebbe essere la forza dell'ordine che a random entra, vede chi è. Noi
come associazione abbiamo fornito dei cartelli, li mettiamo fuori in vista con tutte le regole che vanno rispettate, perché noi siamo sensibili a tutto quello che è una regola dettata dalla legge, però dover avere anche i controlli, non voglio dilungarmi, ma tutti voi capite che in piccoli ambienti è molto difficile, specialmente in momenti di affluenza. Poi se uno arriva magari con il pass dell'altro, bisogna far vedere la carta d'identità. Non è così semplice, non è così semplice. Di contro siamo in guerra, l'ho detto anche questo più volte, e se vogliamo liberarci dalla guerra dobbiamo avere i vaccini e forse anche qualche vincolo alla nostra libertà. Tutti quelli che oggi dicono voglio essere libero, la mia libertà, io dico no signori, perché in guerra questa libertà non c'era. I nostri nonni, i nostri genitori che sono andati in guerra non potevano dire voglio essere libero di non andarci. Perciò se siamo in guerra dobbiamo vaccinarci, dobbiamo avere il Green Pass, però i controlli devono essere fatti dalle forze dell'ordine preposte. Presidente, quello che ci stanno dicendo un po' tutti quelli interessati da questo Green Pass è ben venga la misura in sé per garantire la sicurezza, ma è proprio il tema del controllo che non piace. Quindi non è che non piaccia il provvedimento, il Green Pass in sé, quello sul quale si punta il dito è proprio la questione di scaricare il controllo al titolare, che poi rischia di andare incontro anche a sanzioni pesanti. Vede, lei ha detto proprio scaricare. Non è possibile scaricare in una categoria come quella nostra penalizzata anche questa incombenza. È quello che io dico. Anch'io sono favorevole al Green Pass, anch'io sono favorevole, anzi ultra favorevole ai vaccini, e chi non ha una patologia conclamata per cui non può farlo, è bene che venga in qualche maniera di legge obbligato a farlo. Perché, come ripeto, siamo in guerra, dobbiamo vincerla e la vinciamo solo attraverso i vaccini e attraverso una restrizione di quella che può essere la capacità di proliferazione del virus. E poi mi permetta, prendiamo un ristorante. Abbiamo visto tutti quanti cosa è successo con i campionati di calcio, una roba, tutta la gente in piazza. In un ristorante non c'è mai tutto quell'affollamento. Perciò non siamo noi gli untori, ecco, questo di questa pandemia. Pandemia viene da altro ed è lì che dobbiamo intervenire per il bene di tutti, per il bene di tutti. C'è poi la questione che c'è stata sollevata da alcuni nostri telespettatori, quella della vaccinazione, della copertura vaccinale di chi all'interno di questi esercizi lavora, nel senso che ci viene detto noi siamo disponibili a mostrare il nostro Green Pass, ma chi ci garantisce che chi ci serve al tavolo o chi ci fa, che ne so, il corso in piscina sia vaccinato? E chi mi garantisce oggi, mi sembra sia venuta di legge, che gli insegnanti fossero tutti vaccinati? E chi mi garantisce oggi che l'impiegato di una fabbrica sia tutti vaccinati? Cioè, per me il vaccino va fatto a tutti. Non ci può essere quello che non ha il vaccino e quello che lo ha. Deve essere fatto a tutti, purché non abbia delle patologie particolari. Ma io mi sto rendendo conto che c'è parecchia gente che non mi porta poi delle giustificazioni, che non è vaccinata e dice aspetto ancora. E allora il professor Burioni ha detto una bella frase: finirete come i topi chiusi in casa perché non potrete andare da nessuna parte. Ma ancora una volta chi è penalizzato è la categoria dei bar, ristoranti, rifugi, perché pensate solamente un momento, arriva qualcuno e dice no, non ti faccio vedere il Green Pass, allora le forze dell'ordine dico chiamateci, ma non è possibile, perché poi lo sappiamo bene com'è, c'è sempre quello un attimo così sopra le righe che può creare dei problemi. E allora ci mettiamo un altro problema a tutta la categoria, ancora una volta
per poter salvaguardare quello che io reputo una cosa abbastanza assurda? I cartelli li abbiamo fatti, li esponiamo, arrivi le forze dell'ordine, random, dicono fammi vedere. Quando fanno 500 euro di multa in un ambiente, può star sicuro che in 10 chilometri la notizia si sparge e la gente non ci va più. Questo. Presidente, la interrompo un attimo perché torno tra pochi minuti da lei, perché adesso vediamo che cosa sta succedendo appunto in questa giornata, e allora andiamo a Treviso con il nostro Christian Arboit e il nostro Simone Merlo, che sono, se non sbaglio, in una palestra per vedere che cosa accade. Buongiorno Christian. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori e al tuo ospite, il presidente il presidente dell'Ascom di Belluno Doglioni. Mi trovo qui al Five Club di Treviso, palestra in pieno centro, frequentatissima da atleti anche professionisti. Un locale quindi molto noto nel centro città. Io e Simone Merlo siamo entrati, ci siamo igienizzati le mani ovviamente, quindi stiamo rispettando tutte le regole, mascherina, e qui con noi c'è Alessandro Esposito che è il titolare del Five Club, al quale mostro il mio Green Pass cartaceo, perché appunto il telefonino non lo posso utilizzare in quanto lo sto usando per questa diretta. Ecco qua, è il momento della verità, vediamo se sono validato o meno. Francesca. Certificazione valida. Certificazione valida, sì. Posso entrare? Potresti entrare, dovresti mostrarmi anche il documento di identità, ma diciamo sì che in palestra ovviamente l'utente medio, diciamo, ovviamente conosciuto, per cui per me questo strumento è sufficiente, è rapido e diciamo risolve velocemente il problema del controllo del Green Pass stesso. Quindi parliamo, Esposito, di un meccanismo tutto sommato semplice da utilizzare. Sì, assolutamente, questa app rilasciata dal Ministero della Salute è assolutamente semplicissima, tra altre cose tutela la privacy, è assolutamente uno strumento rapido, veloce ed efficace. Finora ci sono state lamentele, intanto entriamo in palestra? No, nessun tipo di lamentela, anzi devo dire che visto anche il periodo in palestra non c'è un afflusso enorme, tra altre cose per noi oggi è l'ultimo giorno, poi la settimana prossima faremo una settimana di pausa. Quest'oggi che c'era il Green Pass pensavo che non sarebbe venuta molta gente, invece c'è stato più afflusso del solito, tutti quanti orgogliosi di mostrarmi il loro Green Pass, per cui nessun problema, tutto è filato liscio. Esposito è un imprenditore favorevole al Green Pass, questo mi pare di capire. Io sono favorevole a tutti gli strumenti che ci permetteranno di continuare a lavorare. Siamo stati chiusi praticamente per 2 anni, a parte i periodi estivi di riapertura, che però diciamo ovviamente per noi non sono periodi di grande attività, per cui sì, io punto a poter lavorare con continuità da adesso in poi. Ecco. Diciamo che l'estate è la bassa stagione per le palestre, perché per l'estate c'è la prova costume, insomma bisognerebbe aver già ultimato il lavoro, no? L'autunno-inverno. Assolutamente sì, la nostra stagione diciamo va da settembre, diciamo da ottobre fino a maggio-giugno, dove c'è il clou dell'afflusso pre-estivo, dopodiché sicuramente luglio-agosto c'è un calo delle presenze normali, insomma fisiologico. Ecco, palestre che va ribadito di fatto sono state chiuse la prima volta l'8 marzo, se non sbaglio, del 2020 e da lì ci sono stati veramente degli sprazzi di chiusura e di apertura. Francesca, ecco, qui con noi c'è un giovane, Ivan, tu hai 19 anni, se non sbaglio, ti stai allenando, quindi sei munito di Green Pass. Sì, sono munito di Green Pass perché sfortunatamente ho avuto il Covid a maggio di quest'anno e fortunatamente sono guarito, non ho subito conseguenze da questa pandemia per fortuna, e adesso ho il Green Pass e sono venuto in palestra finché posso. Hai avuto sintomi? Com'è stato questo tuo Covid? Posso chiederti? Principalmente asintomatico, un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, ma per fortuna niente di che. Un contratto in ambito scolastico dove?
In teoria in ambito scolastico, però non ne siamo sicuri perché comunque anche stando in autobus certe volte c'era l'autobus pieno, ma non si sa ancora. Cioè non abbiamo preferito noi indagare su come l'abbiamo contratto il Covid. Ecco, quindi questa è una dimostrazione che il Covid c'è anche tra i giovani. Sì, sfortunatamente sì. E tra i tuoi coetanei c'è consapevolezza, c'è responsabilità? Si parla spesso di questa movida selvaggia, delle feste abusive, se ne parla forse troppo, non lo so, qual è la tua visione? La mia visione è molto semplice, secondo me le feste abusive è difficile contrastarle, ci sarà sempre qualcuno che non rispetterà le regole, bisognerà farsi l'abitudine perché è normale, ci saranno sempre le persone che non rispetteranno le regole, sfortunatamente. E che rientro sarà in classe a settembre? Io spero che sia un rientro molto tranquillo, spero che svanisca la DAD perché questi anni sono stati veramente difficili in DAD. E spero che con quest'anno la pandemia possa anche sparire, sinceramente. E questa è la speranza un po' di tutti, Francesca. Ritorno da Alessandro Esposito. C'è parecchia responsabilità nelle parole di questo suo cliente, di Ivan, che dice? Assolutamente, Ivan è uno dei ragazzi che appunto non è mai mancato, è tornato da subito appena abbiamo riaperto, è un bravissimo ragazzo, lo si sente. Lei si sente un po' controllore in questi giorni, in queste settimane adesso con questo Green Pass? No, io francamente non mi sento assolutamente controllore, io faccio solo il mio dovere, mi è stato richiesto di fare questo controllo e lo faccio e diciamo a me non costa nulla, da quello che ho visto oggi non costa nulla nemmeno a chi si è dotato di questo documento. Io la mia esperienza posso dire che tutto è filato liscio per ora e non ci sono stati grossi problemi. Ecco sì, qualcuno non rinnoverà, non c'è ombra di dubbio. Io non entro nel merito della cosa, cioè per me io devo applicare un regolamento e anche io lo considero anche una questione di civiltà, insomma, di senso civico. Tra l'altro, ecco, ultimissimo capitolo, Francesca, se abbiamo tempo, è quello dei collaboratori, quindi di chi lavora in palestra, che al momento non hanno l'obbligo paradossalmente di Green Pass. Lei ha un caso specifico, un collaboratore che non si è vaccinato. Sì, allo stato attuale non è obbligatorio per gli operatori, per i lavoratori eccetera eccetera, per i collaboratori di dotarsi di Green Pass. Io francamente la trovo una cosa diciamo non corretta. Io penso comunque che il Consiglio dei Ministri provvederà a breve, così è stato detto, con l'obbligatorietà. Comunque in ogni caso, anche se ciò non dovesse capitare, non dovesse avvenire, anche d'accordo con l'ente al quale noi siamo affiliati come palestra, diciamo che eticamente non mi sembrerebbe corretto chiedere all'utente il Green Pass e io diciamo che ci lavoro o che presto il mio servizio non averlo, per cui ovviamente ribadisco, io non sono chiamato a entrare nell'ambito della mia professione, non mi è richiesto insomma entrare nel merito della faccenda, quindi anche con il mio collaboratore che stimo, cioè conosco da tantissimo tempo eccetera eccetera, non entro in questo ambito nel merito, con lui probabilmente ci organizzeremo con i tamponi, per cui magari il suo orario sarà ridotto nell'ambito in cui è coperto dal tampone antigenico e andremo avanti così fino a quando questa cosa si risolverà. Cioè, io personalmente approvo il vaccino eccetera eccetera, ma questo non c'entra niente, ognuno è libero di pensarla come crede. Grazie Esposito, grazie davvero per questa sua testimonianza. Francesca, direi che per il momento è tutto, ti lascio con questa immagine, con questa comunicazione di servizio. Vi ricordiamo che non è concesso circolare in palestra senza indossare la mascherina. Qui al Five Club le misure di sicurezza, le precauzioni sono
massime, vedi i percorsi differenziati, igienizzanti, poi che cos'altro? Lo spray, quindi la soluzione alcolica, tutti Esposito alla fine dell'esercizio devono igienizzare le panche, i manubri, quindi direi che per il momento dalla Five Club di Treviso è tutto, tra una LED machine e la spalliera. Francesca, ti ridò la linea con Simone Merlo, continua il nostro viaggio, però continuerà e ci rivediamo fra poco. Grazie a Christian Arboit, grazie a Simone Merlo, grazie naturalmente anche al titolare della palestra che ci ha concesso di entrare e di vedere come effettivamente si svolge questa giornata. Tra un po' andremo anche a Bassano del Grappa e poi con Christian Arboit anche probabilmente all'interno di un ristorante. Presidente Doglioni, abbiamo sentito il titolare della palestra che ha detto ben venga il Green Pass perché così potremo rimanere aperti dopo quasi un anno di chiusure, e la volontà del governo era proprio quello di inserire il Green Pass per permettere a quelle attività che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a rimanere aperte. Qualcuno proponeva anche un Green Pass da introdurre esclusivamente nelle zone arancioni, quindi per permettere a quei locali che altrimenti sarebbero rimasti chiusi di aprire solo con Green Pass e quindi di introdurre la misura esclusivamente per permettere di restare aperto laddove invece le misure prevedessero la chiusura. Poteva essere una soluzione alternativa? Ma tutto può essere, ma veda, io ho seguito l'intervista, lì ci sono poche persone, obiettivamente forse una decina, 20, vabbè, ma provi a pensare dove c'è affollamento, è lì il problema che io dico che non ci può essere che il ristoratore che fa 1000 coperti, 500 coperti, debba assumere una persona per fare l'accordo, la verifica del Green Pass. Quindi tutto è il contrario di tutto. Io sono per il vaccino per tutti quanti, sono per il Green Pass per tutti quanti e fatto in una maniera di controllo, come ripeto da sempre, non da parte nostra. Noi dobbiamo stare attenti, magari possiamo anche chiederlo, ma non è possibile. Nella palestra che abbiamo visto, lì ci saranno state 7, 8, 10 persone, poi adesso chiude per una settimana, mentre tutti gli esercizi di ricettività in Ferragosto, specialmente in montagna, sono nel clou, quindi arrivano moltissime persone. Dobbiamo capire questo, dobbiamo mediare. Dobbiamo vincere questo vaccino, dobbiamo vincere con il vaccino e dobbiamo vaccinare tutti, avere il Green Pass, ma non il controllo. Questo continuerò a ripeterlo fino alla fine. Dopodiché, cosa vuole? Speriamo che finisca da solo questa pandemia, come è sempre successo nella storia, e che quindi si possa tornare alla normalità, ma oggi come oggi siamo ancora in periodo di guerra, non c'è niente da fare. Io vi ringrazio, fra poco ho un'altra riunione proprio in concomitanza e perciò dovrò lasciarvi, però il mio pensiero forte è vacciniamoci tutti e chi non è vaccinato in qualche maniera costringiamolo a vaccinarsi, proprio anche se poi quei cartelli libertà, come dicevo all'inizio, in un periodo di guerra i nostri genitori, i nostri nonni, questa libertà non potevano averla e questa è una guerra. Presidente, l'ultimissima domanda, poi la lasciamo andare. Diciamo che è fondamentale la collaborazione con i clienti, cioè chi è in possesso del Green Pass vada all'interno e chi invece non ce l'ha, con la consapevolezza e la responsabilità fondamentale in questa fase, si sieda all'esterno laddove è possibile. Certo, buon senso anche in questo caso qui, il buon senso. Ma lei è convinta che abbiano tutti il buon senso? E questa è la domanda che le sto facendo.
Purtroppo no, e ce lo dimostrano certi fatti, certi focolai che sono emersi anche in questa estate. Brava. Purtroppo è un problema che dovremo tutti prendere come nostro e non come un problema degli altri, perché tutti abbiamo capito che il Covid non guarda in faccia a nessuno e può colpire anche duramente. Grazie davvero Presidente Confcommercio Paolo Doglioni, grazie e buon lavoro naturalmente. A presto. Grazie. Insomma, Green Pass sì, un po' meno di convinzione per quanto riguarda il controllo, lo avete sentito, insomma, laddove ci sono tante persone che accedono magari in contemporanea, pensiamo negli orari di punta, a pranzo, a cena, nei ristoranti, diventa difficile controllare, diventa difficile poi anche magari chiedere la carta d'identità, un documento per verificare che si tratti effettivamente di quella persona. Sono ancora tanti nodi da sciogliere, vedremo naturalmente che cosa accadrà oggi ma anche nei prossimi giorni quando entrerà di fatto a regime il Green Pass. Sappiamo che per queste prime giornate i controlli saranno, si vuole adottare la linea morbida, quindi non controlli rigidi, ma poi si inizierà a controllare, vedremo quello che sarà il bilancio. Adesso, come annunciato, andiamo a Bassano, siamo naturalmente sullo splendido ponte di Bassano insieme al nostro Alex Giuliano per capire come nella città degli Alpini si vive questa prima giornata, questo Green Pass Day. Buongiorno Alex. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi questa mattina abbiamo intercettato davvero tanti residenti del posto e tantissimi turisti. Oggi Bassano fa segnare quasi il pienone, anche se insomma non siamo ancora nel vivo del weekend. Il bel tempo sicuramente aiuta. Insomma, in questa lunga mattinata di interviste abbiamo registrato 3 stati d'animo: confusione, curiosità e sicurezza. Curiosità perché tanti esercenti ci hanno addirittura raccontato di come le persone entrassero nei bar più che per consumare, per verificare che il loro Green Pass fosse leggibile o meno. Quindi ci hanno detto: stamattina abbiamo fatto più un lavoro di casellanti piuttosto che di baristi o insomma di ristoratori, perché tantissimi, soprattutto persone di una certa età, avevano paura che il loro Green Pass, magari cartaceo, non fosse leggibile e allora entravano per avere conferma della bontà del loro documento. Dicevamo, questa è un po' la curiosità. Confusione perché ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, ad esempio un barista che alle 8 del mattino fa entrare un cliente, controlla se la sua documentazione sia in regola oppure no, e poi questo stesso cliente dovesse poi rientrare nel pomeriggio, deve sottoporsi di nuovo a un secondo controllo di Green Pass e documenti, oppure c'è una sorta di via libera. Quindi tante cose che le persone non hanno ancora ben chiare e ce l'hanno chieste addirittura a noi, che abbiamo fatto una sorta di servizio di informazioni in diretta. E poi sicurezza. La sicurezza è quella dei turisti, che si sentono più sicuri, che approvano in pieno questa nuova procedura e che dicono: viaggiamo sicuramente con uno stato d'animo diverso, perché sappiamo che c'è più controllo, c'è più sicurezza. Alex, mi incuriosisce quello che hai detto all'inizio, cioè che chi è in possesso del Green Pass in qualche modo è, possiamo dire, orgoglioso di poterlo mostrare, e quindi c'è anche la curiosità di capire come funziona l'app Verifica C19, che è l'app messa a disposizione dal Ministero per i titolari per verificare, che è un'app poi scaricabile anche su qualsiasi smartphone, perché l'abbiamo visto anche noi in Camera di Commercio di Treviso, e quindi c'è anche proprio la soddisfazione in qualche modo di dire: io il Green Pass ce l'ho e posso andare ovunque. L'altra faccia della medaglia di questa giornata: ieri abbiamo visto le manifestazioni di protesta invece contro chi dice vogliamo essere liberi, non vogliamo mostrare, non vogliamo il Green Pass, c'è chi invece dice io ce l'ho e quindi lo mostro con orgoglio. Te lo confermo perché effettivamente c'era quasi questa voglia di ostentare il possesso del Green Pass. Addirittura quando fermavamo la gente avevano già il QR code sul display, quindi già pronti a mostrarci che loro erano in regola. Ma ti racconto anche un altro aneddoto, una cosa diciamo di colore che è avvenuta questa mattina proprio qui sul ponte di Bassano. Perché siamo passati e si stava festeggiando
un matrimonio, quindi scene di un matrimonio sul Ponte degli Alpini, un matrimonio con tanti invitati. Noi li abbiamo avvicinati tutti e ognuno era in regola, aveva il suo Green Pass pronto da mostrare. C'è stato un momento di un siparietto, diciamo, simpatico con lo sposo, perché insomma noi lo abbiamo avvicinato e chiaramente gli abbiamo scherzando ricordato che non potrà dimenticarsi di questa giornata. Sappiamo che noi uomini ogni tanto tendiamo a dimenticarci l'anniversario, le date importanti, però come dimenticarsi dell'anniversario del matrimonio se coincide anche con il giorno di entrata in vigore del Green Pass? E lui con un'aria un po' rassegnata ci ha detto: effettivamente per me insomma è quasi una condanna, sono condannato a ricordarmi per sempre di questa data, non avrò scuse, non potrò assolutamente insomma dimenticarmi d'ora in avanti di questo anniversario. Assolutamente nessuna scusa l'anniversario nel giorno del Green Pass Day. Ultimissima domanda, mentre tu parlavi abbiamo visto molta gente, molti turisti, perché insomma la mise era quella del turista, e quindi possiamo dire che le preoccupazioni che c'erano magari alla vigilia che il Green Pass potesse essere un deterrente per i turisti per arrivare nelle nostre splendide città, così non è, anzi potrebbe essere davvero una misura di ulteriore garanzia che è una vacanza italiana in piena sicurezza. Ti confermo che per il momento è addirittura un incentivo al turismo. Sono tantissimi quelli che ci hanno detto che i turisti, come diciamo, vi ho anticipato anche prima, si sentono più sicuri, quindi è un elemento in più che rende più sicuro il viaggio, il soggiorno, e le persone che abbiamo intercettato stamattina in una Bassano, come vi raccontavo, davvero piena di turisti anche stranieri, ebbene tutti favorevoli, tutti con la massima disponibilità nel tirar fuori lo smartphone, far vedere i documenti, ma sapere che dietro a tutto questo c'è una macchina organizzativa di controllo che è finalizzata a tutelare la sicurezza. Grazie davvero Alex e Giuliano per questo collegamento, grazie. Tanti gli spunti che ci hai dato, grazie, naturalmente buon lavoro per questo Green Pass Day che ci coinvolge direttamente anche noi, grazie e a risentirci, buon lavoro. E questo insomma avete sentito come viene percepito il Green Pass Day, forme diverse, il turista si sente più sicuro, chi è in possesso è orgoglioso di mostrarlo, e poi naturalmente per i titolari di bar, ristoranti, abbiamo visto nelle palestre, è una giornata importante anche per mettere alla prova questa applicazione necessaria per verificare la validità della certificazii verde. Abbiamo detto come ieri il governo sia intervenuto per un'estensione del Green Pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, e poi è intervenuto come si sapeva già alla vigilia anche per il personale scolastico, quindi obbligo di vaccinazione, di Green Pass, quindi vaccinazione o certificato di avvenuta guarigione del Covid o esito negativo del tampone entro le 48 ore. Queste sappiamo essere le tre opzioni per entrare in possesso del Green Pass, quindi non solo la vaccinazione, ma c'è anche la possibilità di eventualmente sottoporsi ad un tampone con esito naturalmente negativo nelle 48 ore, oppure il certificato di avvenuta guarigione dal Covid. Questo che viene esteso appunto anche al personale scolastico e esteso anche agli studenti universitari. Con un punto in più, non certo meno importante, lo leggo direttamente da quella che è la bozza del nuovo decreto legge: il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero quello dell'obbligo di Green Pass per il personale scolastico, è considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento
comunque denominato. E questo naturalmente immaginiamo potrà suscitare una discussione intorno a questa misura decisa dal governo. E obbligo dunque di Green Pass non solo per il personale scolastico ma anche per gli studenti universitari. L'obiettivo è quello di avere delle lezioni negli atenei italiani completamente in presenza, ed è una decisione che viene ben accolta dai rettori veneti, che oggi in una nota hanno proprio espresso il loro punto di vista tutto sommato positivo per questa decisione del governo. Ce lo racconta in diretta telefonica la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno. Parliamo di università e di Green Pass, perché questa introduzione del Green Pass per il personale universitario e per gli studenti è stata commentata da un comunicato congiunto che i rettori delle università del Veneto hanno condiviso. Quindi hanno aderito a questo invito facendolo loro. E ho raggiunto al telefono anche il rettore, uno dei rettori firmatari di questo comunicato, il rettore dello UAV Alberto Ferlenga, e ti riporto il suo commento. Quindi è una misura che ritengono che aiuti alla ripresa in presenza, quindi che la condividono. Lui ha detto: eravamo comunque attrezzati per la ripresa affinché la ripresa potesse avvenire nel massimo della sicurezza, erano state riverificate le capienze delle aule e predisposte così come i criteri imposti lo scorso anno. Il Green Pass esteso sia ai docenti che agli studenti contribuisce ulteriormente comunque a questa ripresa in presenza. Comunque ha sottolineato che sarà mantenuta la sicurezza nelle aule e che allo UAV non hanno mai chiuso, proprio perché l'università è concepita e deve essere come un presidio fondamentale per la città. Quindi utile più che mai, ha continuato il rettore Alberto Ferlenga, per lo UAV, dove molte materie sono laboratoriali, quindi richiedono più che mai la presenza. Poi ha messo in evidenza anche l'equilibrio di questa misura, quindi imporla sia agli studenti che ai docenti, ha detto li ha messi in una condizione paritaria di sicurezza. Quindi la misura è sostanzialmente condivisa dai rettori proprio perché rema a favore di questa ripresa in presenza. Da Venezia è tutto, a te la linea. Grazie a Luisa Bertini. Oggi prova del 9 per il Green Pass, non solo in ristoranti, palestre, cinema, ma anche per i musei e i cinema. Musei, Venezia è un museo all'aperto, ma ha tantissimi musei e insomma la prova è stata superata senza grossi intoppi. Pochissimi casi in cui c'è stata difficoltà per gli addetti agli ingressi nel leggere correttamente i certificati verdi, soprattutto per quanto riguarda alcuni turisti stranieri. Allo stesso modo sono davvero pochissimi visitatori che hanno dovuto rinunciare ad accedere ai luoghi di cultura in piazza San Marco perché sprovvisti del Green Pass. Alcuni, soprattutto stranieri, si sono allontanati dopo aver letto quelle che sono le nuove condizioni per accedere, altri hanno chiesto informazioni al personale all'ingresso, poi dovendo appunto rinunciare. Delle circa 500 persone che alle 9:30 erano in coda per visitare il Museo della Basilica, un terzo si era in possesso del Green Pass stampato in formato cartaceo. Per paura hanno poi raccontato che lo smartphone proprio al momento del controllo potesse non funzionare o che la batteria si esaurisse o che non ci fosse la possibilità di mostrarlo, e quindi hanno pensato bene di tornare ai vecchi metodi, quello della carta che non delude mai. C'è anche chi si è munito di cartellina per conservare il certificato, per paura che il QR code che deve essere letto dal lettore potesse rovinarsi, perché poi magari non era quella l'unica visita
che avrebbe affrontato nell'arco della giornata. Stessa cosa per quei turisti in coda fuori da Palazzo Ducale, dove il personale del museo, per scongiurare rallentamenti all'ingresso, è stato suddiviso tra chi si occupava di scansionare il Green Pass, chi verificare i documenti e chi misurare la temperatura, quindi nel massimo della sicurezza e del rispetto della normativa. Criticità isolate sono state registrate nella lettura dei certificati di alcuni avventori stranieri, come detto. Per il resto le code sono defluite in tempi normali senza rallentamenti dovuti appunto alla lettura del Green Pass. E oggi prova del 9 di Green Pass anche per quanto riguarda l'Arena di Verona, perché questa sera in occasione della rappresentazione del Nabucco sarà necessario appunto all'ingresso mostrare il Green Pass. Rimane il limite massimo di 6.000 spettatori. La Fondazione Arena si è attrezzata assumendo altri 20 collaboratori che si occuperanno appunto della lettura della certificazione verde con lettori ottici. La dirigenza della Fondazione Arena ha già invitato chi è in possesso del biglietto a presentarsi almeno un'ora e mezza prima dell'inizio dell'opera. I cancelli dunque apriranno alle 18:30. L'ingresso sarà consentito anche presentando l'attestato di tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti, oppure il certificato di vaccinazione o ancora quello appunto di guarigione dal Covid-19. Chi fosse sprovvisto di questa certificazione o del Green Pass non potrà ottenere il rimborso del biglietto e naturalmente non potrà assistere al Nabucco all'interno dell'Arena di Verona. E adesso abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca da raccontarvi, partendo dall'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato beni per 600.000 euro ad un imprenditore cinese di 43 anni che tra il 2015 e il 2018 ha omesso il versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. L'intervento, portato avanti dalla tenenza di Oderzo, ha consentito di apporre i sigilli a 2 immobili ad uso abitativo a cui sono annessi i laboratori, un'auto e un furgone, oltre alle disponibilità dei saldi di conto corrente. Il provvedimento giunge al termine di verifiche fiscali svolte nei confronti di 3 imprese attive nella fabbricazione di poltrone e divani gestite tutte da cittadini cinesi, nel cui ambito era emersa una rilevante frode fiscale. Questo dunque l'operazione della Guardia di Finanza. E adesso invece vediamo quanto accaduto nella notte nel Padovano a Ponte Rotto per un incendio in un'abitazione, intossicato il proprietario. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto la casa. Nella notte un uomo è rimasto intossicato a causa dell'incendio che ha distrutto la sua abitazione. Il rogo è divampato poco dopo le 2:30 in via Vasco de Gama, in località Ponte Rotto, alle porte di Padova. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e un'ambulanza del SUEM. I pompieri in poco tempo hanno circoscritto le fiamme, mentre il proprietario di casa, ferito e intossicato dai fumi, è stato trasportato in ospedale. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno portato al rogo, che ha danneggiato gravemente l'abitazione. Torniamo a parlare di Green Pass in attesa di ritornare con il nostro Cristian Arboita a Treviso all'interno di un ristorante. Green Pass che sarà necessario esibire anche in occasione dei grandi eventi, pensiamo ad esempio ai concerti. E allora vediamo come funziona proprio l'app fornita dal governo e vediamo come ci si prepara, come si prepara il mondo degli eventi e dei concerti all'obbligo di Green Pass. Si chiama Verifica C19, è la app del governo che permette di scansionare i QR code dei Green Pass. Ogni gestore di locale o di evento può utilizzarla, è gratuita e in tempi rapidi, insieme a un documento di identità, potrà autorizzare l'ingresso alle persone in quei luoghi dove il Green Pass sarà obbligatorio. Devo dire che i commenti sono per lo più positivi, cioè la gente è sia preparata, molti in realtà venivano già ai precedenti eventi col Green Pass senza che ce ne fosse bisogno, e favorevole a questa indicazione, quantomeno per avere la maggior sicurezza della frequentazione di un luogo comunque pubblico con persone che siano
in qualche maniera certificate del loro stato di salute. Qualche scontento ci sarà sempre, dice Zangirolami, come chi non vorrà dotarsi di questo passaporto. Però la voglia dello spettacolo deve superare qualche piccolo fastidio che è del pubblico ma anche nostro, perché seppur favorevoli anche noi, chiaramente c'è un aumento di personale, un aumento di costi, un aumento di tempi e non è una nostra volontà rallentare l'ingresso o creare barriere burocratiche, però insomma è una normativa, è come un documento per andare a fare un viaggio e quindi la voglia di viaggiare o la voglia del concerto devono far sì che tutti si dotino comunque di qualcosa di molto semplice, perché sta nello smartphone esattamente come il QR code del biglietto aereo. Qual è il consiglio? Arrivare un po' prima? Diciamo che quello che consigliamo, se uno non può arrivare proprio prima, è di non arrivare proprio all'ultimo, perché inevitabilmente poi non possiamo neanche ritardare l'inizio dello spettacolo perché qualcuno si è attardato. Il primo evento con Green Pass obbligatorio della rassegna Castello Festival 2021 è in programma per sabato 7 agosto con Omar Pedrini e Pierpaolo Capovilla. Il 12 agosto toccherà alle vecchie glorie Creedence Clearwater con Johnny Guitar Williamson. Ore 21:15, Arena Live Geox di Corso Australia. E dunque anche il mondo degli eventi e dei concerti è pronto e vediamo come stanno vivendo questa giornata i ristoranti. Ritorno da Cristian Alboit e Simone Merlo a Treviso. Sì, Francesca, buongiorno. Mi trovo all'esterno di uno dei locali più noti e iconici di Treviso, i Domori. Siamo davanti al municipio di Treviso, davanti a Cassugana. Qui con me c'è il titolare dei Domori, Renato Zanco. Se io le mostro questo, signor Renato, che cosa mi dice? Le dico che quello è il Green Pass originale, uno può entrare dentro per legge. Personalmente io non lo chiedo. Se il cliente viene qua e mi dice andiamo dentro, io lo faccio accomodare, non le chiedo il Green Pass sicuramente. Siamo fortunati che abbiamo un ampio spazio esterno, però non spetta a me sicuramente stare lì a chiedere al cliente hai il Green Pass, può entrare, non può entrare, anche perché non trovo assolutamente giusto che uno esternamente non lo certifichi, poi si alza, va in bagno e cosa devo chiedere? Il Green Pass per andare in bagno? No. Per me non è giusto. Le forze dell'ordine naturalmente faranno il suo dovere, verranno a vedere se il cliente interno seduto giù in sala, dentro, se c'è un temporale che vanno dentro, le forze dell'ordine che verranno dentro chiederanno al cliente se hanno il Green Pass. Io personalmente non mi sento di stare lì a chiedere al cliente per fare il tutore dell'ordine. Quindi lei dice io sono un ristoratore, non sono un controllore? Certo, sicuramente, faccio già fatica a fare il mio lavoro, il ristoratore, il controllore non lo faccio sicuramente. Di questi tempi di fatica ne avete fatta parecchio? Notevolmente, già 1 anno e mezzo facciamo fatica a tirare avanti la baracca, quello è poco ma sicuro. Lei poco fa mi diceva ieri c'era gente, oggi non ce n'è. Esatto, ieri eravamo pieni a quest'ora qua e oggi, come oggi, guarda, fate una panoramica che è vuota praticamente. Sindaco Mario Conte, siamo in diretta su Antenna 3, siamo in diretta, buongiorno. No, siamo in diretta. No. Sindaco, siamo qui con il signor Renato Zanco, esatto, titolare del Domori. Ci ha appena detto che lui non controlla i Green Pass, come lo mettiamo? Ma non è sicuramente onere dei ristoratori dover controllare il Green Pass, però io credo che le persone che hanno a cuore l'economia della nostra città, il mantenimento aperto delle attività, perché ce la ricordiamo tutti la città chiusa qualche mese fa, devono utilizzare il Green Pass, quindi devono seguire quelle che sono le indicazioni che arrivano dal Ministero, non mettere in difficoltà i ristoratori e soprattutto essere sinceri nel fatto che quando prenotano, soprattutto se chiedono i posti all'interno, devono avere il Green Pass. Ecco, quindi lei comunque dice che bisogna rispettare la legge, lo sta dicendo da settimane. Sì, ovviamente il rispetto della legge fa parte del DNA tra l'altro dei trevigiani e quindi non metto in dubbio questo. I nostri imprenditori, i ristoratori tra l'altro sono testimoni anche di grande professionalità e di grande rispetto di quelle che sono le regole e anche
la tenuta sanitaria del nostro territorio, perché sono coloro che hanno fatto i sacrifici, oggi chiedono di poter lavorare nel rispetto. Quindi lei non si sente di condannare il signor Zanco che non vuole controllare il Ma no, ma Renato, quando riceve le prenotazioni ovviamente chiede che siano vaccinati, che abbiano il Green Pass. Poi ovviamente non è che può mettersi lui tra le cucine, tra servire i tavoli, tra seguire la loro attività, deve mettersi anche a chiedere il documento e verificare la bontà del Green Pass. Siamo un po' in diretta, ma vogliamo appunto discuterne perché è un nodo importante questo tutto sommato. Quindi signor Renato, lei dice io non sono un controllore, non entro nel merito dei vaccini e quant'altro, ma il controllo non spetta a me come imprenditore. Sicuramente non spetta a me. I clienti, soprattutto oltretutto i stranieri più che gli italiani, vengono e mi fanno già vedere loro il Green Pass, soprattutto i stranieri. Gli italiani ancora sono un po' così e così, mezzi e mezzi. Personalmente non li controllo sicuramente. Come battuta io lo chiedo, avete il Green Pass, ma la faccio come battuta. Tantissimi me lo fanno vedere, tirano fuori il telefonino oppure la carta, tanti mi dicono non ce l'ho ma tanto mi siedo fuori, finché c'è posto fuori. Ora dell'inverno vediamo cosa succederà. Lei dice nelle prossime settimane, per il momento abbiamo il plateatico, rimaniamo fuori. Abbiamo il plateatico, fortunatamente il sindaco che è qui è 1 anno e mezzo che non ce lo fa pagare, va anche bene, onestamente. E sindaco, fino alla fine dell'anno pare che, anche stando all'ultima manovra di bilancio, non farete pagare il plateatico. No, sono iniziative che come amministrazione comunale avevamo messo in campo anticipando anche quelle che erano le scelte del governo. Ovvio che noi faremo di tutto per agevolare soprattutto quelle categorie che hanno sofferto in modo particolare, tra i quali ci sono i ristoratori, e quindi voglio dire tutto quello che possiamo fare, compreso la gratuità dello spazio pubblico, noi continueremo a metterla in campo fino a quando il governo ci consentirà di farlo. Fino a quando magari saranno anche un po' più chiare le regole, Green Pass, controllori. Sì, ma non è chiaro tra le istituzioni, figuriamoci tra i cittadini e coloro che devono poi farlo rispettare. Di sicuro però non possiamo pretendere che siano i ristoratori che da ristoratori diventano carabinieri e controllori del Green Pass. Però credo che il Green Pass debba diventare una mentalità, un modo di vivere la quotidianità responsabile, quindi ognuno di noi deve avere il Green Pass in testa, deve sapere che un comportamento corretto mette al sicuro il lavoro di Renato, la salute propria, la salute delle persone che ci sta vicine e soprattutto ci consente di programmare il futuro. Quindi lei resta sulla sua linea sostanzialmente, il signor Renato è un po' tendista mi pare di capire, quindi dice per il momento non controllo. Non controllo sicuramente, per il momento non lo controllo, non lo chiedo, cioè sì, esatto, soprattutto non lo chiedo. Non lo chiede sicuramente, ogni tanto come battuta lo chiedo, però non spetta a me a dirgli fammelo vedere. Ma lei si sente un ribelle? Sicuramente su questo fatto qua sì, sicuro, c'è poco ma sicuro. Io sono ribelle anche questa qua addirittura. Quindi ecco, la tematica è complessa, sindaco, è inutile che stiamo qua tanto a girarci attorno, la tematica è molto complessa, ci sono tanti interessi in gioco, anche legittimi da parte di tutti. No, ma difatti la tematica è complessa, ma mi pare abbastanza evidente e anche ci sono tanti lati di questo tema che devono essere chiariti, perché altrimenti è inutile chiedere il rispetto delle regole se le regole non sono chiare. È altrettanto vero che oggi l'obiettivo è quello di sconfiggere il virus e di superare questa fase di pandemia che ha messo a dura prova tutti quanti, le attività commerciali, i cittadini, le istituzioni. Quindi insomma vengono adottate delle regole che hanno questo come obiettivo primario, quello di superare la pandemia, non certo quello di ostacolare il lavoro degli imprenditori o di creare situazioni dove devono essere puniti i cittadini. Sindaco, grazie mille. Grazie davvero al sindaco di Treviso Mario Conte. Non so se abbiamo ancora, qui c'era una signora, non so Simone se possiamo avvicinarci a questa signora Francesca, se c'è ancora qualche minuto. Lei signora è qui all'esterno del locale, sta pranzando. È abituale, mangio sempre all'esterno per il momento. Ma lei ha Green Pass o non ce l'ha? No, non ce l'ho il Green Pass, non ce l'ho perché non sono vaccinata ancora. Non sono assolutamente Novax, faccio ogni anno il vaccino antinfluenzale, faccio altri vaccini, però su questo ci sto riflettendo, quindi sono in attesa di farlo.
Quindi non è una Novax, diciamo una Bovax, cioè nel senso ci sta riflettendo appunto? Ci sto riflettendo perché ho qualche incertezza e qualche dubbio. Per il momento mangia fuori? Per il momento mangio fuori, certamente. E che cosa ne pensa il titolare dell'osteria? Non guarda i Green Pass, ha detto che non fa il controllore, fa bene? Ma ha ragione, perché i controlli dovrebbero essere a carico di altre persone, non dei gestori dei ristoranti. Grazie signora. Ecco Francesca, questo è il clima, quindi vi abbiamo raccontato diverse storie questa mattina e qui siamo... Adesso se beviamo anche un'ombra alla salute di Novax e tutti gli altri. Ci beviamo un prosecco alla salute di Novax e di tutti i controlli che chissà che ci siano anche fatti per bene. Comunque, a parte gli scherzi e tutto quanto, la serietà sul lavoro c'è e speriamo che ci sia anche la serietà dei clienti, degli ospiti che vengono. Ecco, perché poi è un appello alla collaborazione. Esatto, un grosso appello alla collaborazione di tutti quanti gli ospiti, sicuramente. Grazie davvero. Francesca, questo è un po' il clima che vi abbiamo raccontato in presa diretta. Come vedi il tema non è di facile comprensione per certi versi e applicazione. Abbiamo visto prima il titolare della palestra che è un sostenitore del Green Pass, il titolare dei Domori non lo è. Continuerà il nostro viaggio con Simone Merlo qui a Treviso, ovviamente per ogni aggiornamento l'appuntamento è quello del telegiornale questa sera. A te la linea Francesca. Grazie a Cristian Arboita, grazie a Simone Merlo, mi raccomando solo un bicchiere di prosecco perché poi ci servite qui in redazione, siete fondamentali per il telegiornale di questa sera. Avete visto, insomma, Cristian è riuscito anche a placare il sindaco Mario Conte, che ha detto insomma non spetta a loro controllare, spetta a loro richiedere il Green Pass. Naturalmente è fondamentale la collaborazione, lo ribadiamo, tra il cliente e l'esercente per la sicurezza, perché poi alla fine è in gioco proprio la sicurezza di tutti noi. E questo insomma anche un altro punto di vista in questo Green Pass Day. Vado a salutare per avere un ulteriore punto di vista. Saluto e la ringrazio Alessandra Magagnina, amministratore di MO Dolomiti, ben ritrovata. Buongiorno e grazie sempre per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Allora, parliamo un po' di un'altra realtà per capire che cosa accade da oggi. Ad esempio, per chi vuole arrivare in un rifugio, dovrà esibire il Green Pass? Allora, attualmente per chi pernotta non è richiesto. Però solo per chi pernotta, perché ad esempio se c'è la colazione o la cena, comunque chi pernotta anche senza Green Pass può accedere alla sala colazioni purché ci siano delle sale divise da chi, in modo che ci sia la separazione tra chi ha il Green Pass e chi non ce l'ha per le questioni di sicurezza. Quindi la cosa è veramente preoccupante, perché non tutti i rifugi hanno magari 2 sale, hanno gli ambienti separati, quindi là starà ai gestori dei rifugi insomma fare una scelta, perché non è proprio così semplice. Poi ho visto anche gli interventi di prima, bisogna veramente che la gente sia anche un po' collaborativa, perché per andare incontro anche a tutti gli operatori ci vuole un po' di collaborazione e portare pazienza, perché il momento purtroppo è così, le leggi, i decreti sono questi e bisogna cercare di andare un po' tutti d'accordo per permettere ai clienti di fare le vacanze, di esplorare le nostre montagne, e anche ai gestori dei rifugi o di tutte le attività ricettive di poter lavorare con tranquillità. Mentre se io mi faccio la passeggiata e poi arrivo in un rifugio per mangiare qualcosa, in quel caso, essendo al chiuso, devo mostrare il Green Pass? Se è al chiuso c'è l'obbligo del Green Pass, mentre invece se è all'esterno non c'è problema. Se poi è all'esterno e deve accedere per prendere qualcosa al banco o per andare in bagno, può accedere per la consumazione al banco o per andare in bagno. Però nel momento in cui entra e si siede al tavolo c'è l'obbligo del Green Pass.
Diciamo che è una gestione abbastanza complicata, perché insomma parliamo di strutture che non hanno chissà che numero di personale. Già è complicato, pensiamo magari per un hotel, dover anche dividere gli spazi tra chi è il cliente che ha pernottato, tra chi invece magari accede al ristorante dall'esterno. Pensiamo quindi alla divisione degli spazi in un rifugio, ma anche al personale che viene richiesto, che è necessario avere per verificare poi il possesso della certificazione verde. Esatto, perché spetta al titolare di fatto questo controllo, oppure a un delegato, purché abbia il modulo apposito compilato. Quindi ma al di là di questo è proprio nei rifugi piccoli, diciamo, che non ci sono tanti posti, o chi va in montagna magari, soprattutto se viene temporale o quant'altro, è quello il problema, perché gli ambienti dentro sono piccoli. Quindi c'era già un problema prima con i limiti dei posti, adesso col Green Pass ancora di più, perché comunque c'è tanta gente che ce l'ha e che in fase anche di prenotazione premette che ha il Green Pass. C'è gente che però per scelta non lo ha fatto e quindi deve rimanere fuori, cioè può entrare solo per andare in bagno o per prendere qualcosa al banco. Fino a ieri, ad oggi, insomma, prima di questa entrata in vigore del Green Pass, come si accedeva ai rifugi? Quali erano le misure anti-Covid che erano state adottate per un soggiorno o comunque per un accesso in sicurezza? Le misure erano quelle come da decreti, da DPCM, cioè l'uso delle mascherine nelle aree comuni, le camere. C'erano rifugi che avevano le camere con i bagni privati, o i rifugi che avevano le camerate o i bagni in comune avevano ristretto di gran lunga il numero di pernottamenti, perché sempre in base ai metri quadri e al numero delle persone accessibili potevano ricevere le prenotazioni. Comunque le persone potevano alloggiare, potevano anche pranzare o cenare senza il Green Pass, entrare, sedersi al tavolo e consumare con i limiti dei posti che erano stati prescritti di volta in volta, perché avevamo prima 4, poi 6, poi adesso non c'erano più limiti né all'interno che all'esterno, però dovevano esserci all'interno il metro di sicurezza. Erano comunque le norme che c'erano nei ristoranti, come in qualsiasi ristorante, perché il rifugio è comunque un'attività ricettiva extraalberghiera e è soggetto alle norme degli extraalberghieri. Come sta andando questa estate 2021 dopo le difficoltà della ripartenza e un'estate 2020 in qualche modo, insomma, che ha risentito pesantemente dei mesi precedenti di pandemia? L'estate sta andando tutto sommato abbastanza bene, considerando tutto quello che sta accadendo. Rispetto all'anno scorso, che non c'era proprio la presenza straniera, quest'anno si sono riviste le presenze straniere, non con i numeri certo di prima del Covid, però c'è una ripresa. E poi è un'estate che da noi è determinante per la montagna, per le condizioni meteo, perché soprattutto per i giornalieri è determinante il meteo. Se l'abbiamo visto in queste ultime settimane, quando il meteo mette pioggia o maltempo o quant'altro, la gente non si sposta. Diverso è per chi invece prenota nelle strutture ricettive i soggiorni, che comunque ci sono delle prenotazioni di settimane, c'è gente che ha prenotato addirittura anche dei mesi negli alberghi, proprio perché la montagna è bella da vivere, si sta bene, è ampia. La gente si sente anche in sicurezza solo per l'ambiente che lo circonda, perché è un ambiente ampio, e tanti proprio scelgono la montagna come meta di vacanza, soprattutto in questo periodo, perché si sentono al sicuro. Faccio anche a lei la domanda che ho fatto anche ieri agli albergatori, al mondo degli agriturismi. Il Green Pass per chi si occupa di turismo deve essere visto come un'opportunità proprio per garantire la sicurezza a chi arriva, o rischia di diventare un ostacolo e magari anche un deterrente a chi decide di fare una vacanza nello scegliere proprio l'Italia, le nostre meravigliose mete turistiche? Purtroppo ci sono entrambe le casistiche, perché c'è chi nel momento in cui il Green Pass è diventato obbligatorio magari fa anche delle disdette, no? Appunto per dei limiti che ha, perché magari pernota in una struttura, però poi girando il territorio, se deve entrare a mangiare in qualche locale non lo può fare.
C'è l'altra faccia della medaglia però, che c'è chi prenota proprio perché adesso col Green Pass si sente sicuro, perché sa che comunque nelle strutture, nelle attività dove vengono rispettate le regole è anche una questione di sicurezza, e quindi è un momento veramente di confusione, ma anche di tanta la gente è un po' disorientata, è un momento molto particolare storico e bisogna veramente viverlo giorno per giorno, perché ci sono queste due casistiche, da chi magari disdetta a chi invece prenota proprio perché si sente sicuro. E a tutti gli operatori, compresi i clienti, dobbiamo vivere giorno per giorno anche in base ai cambiamenti e vedere come va l'evoluzione. Potremo fare magari un resoconto di tutto questo a fine stagione, che lì magari abbiamo i numeri alla mano e lì si può vedere veramente che cosa è successo in questo periodo. Anche perché le prenotazioni maggiori sono proprio nelle prossime 2 settimane, dove la maggior parte della gente è in ferie, dove si muoverà tantissima gente. Proprio per questo credo che il governo abbia messo il Green Pass, anche per questo motivo qua. In effetti ce lo diceva anche l'assessore regionale al turismo Federico Caner qualche giorno fa, come mare, montagna, la montagna estiva e il lago registrassero dei numeri importanti dal punto di vista di prenotazioni proprio per il mese di agosto, quindi poteva essere davvero un mese importante per una ripresa e lei ce lo conferma, insomma, in qualche modo, come le prossime 2 settimane siano importanti. In vista dell'inverno, invece, della montagna invernale, che l'anno scorso ha subito è stato uno shock quello della chiusura di tutti quelli che erano gli impianti di risalita, creando insomma un problema pesante per il turismo invernale. Per l'inverno 2021-2022 quali sono le prospettive, gli scenari che vi immaginate? Beh, noi intanto ci auguriamo veramente che gli impianti siano aperti con le restrizioni, con tutto quello che ci può stare, però che siano aperti, perché sciare la montagna è all'aria aperta, quindi c'è la necessità, insomma, e ci auguriamo veramente che gli impianti siano aperti. Dopodiché tutti gli impiantisti e tutte le società che gestiscono anche questo si erano già preparati l'anno scorso, figuriamoci quest'anno si prepareranno per le capienze, per fare tutto quello che devono fare per mettere in sicurezza le persone per gli impianti di risalita. Quelli al chiuso ovviamente sono quelli, no, che generano sempre, che sono oggetto di discussione, però ci auguriamo che quest'anno veramente siano adottate tutte le misure e sia comunicato anche per tempo che gli impianti siano aperti, che la gente possa andare a sciare, perché abbiamo le montagne più belle del mondo e perché è giusto anche che tutti gli operatori, tutto il mondo e l'indotto del turismo che lavora soprattutto d'inverno abbia la possibilità di andare avanti. Potrebbe essere gestibile un obbligo di Green Pass per magari gli impianti al chiuso? Qua purtroppo noi siamo nelle mani del governo e di quello che deciderà, perché se decideranno che ci vuole il Green Pass anche al chiuso, sicuramente gli impiantisti si adopereranno per fare questi controlli. Questo è una cosa che ero nel tavolo della comunicazione del Dolomiti Superski l'altro giorno, che dicevano, appunto, invitavano le persone anche a fare gli acquisti degli ski pass o di quello che sarà, di fare gli acquisti online, di abituarsi ad acquistare online, in modo tale che anche quando ci saranno l'apertura degli impianti non ci siano più queste code enormi alle casse, questi assembramenti, ma che il turista arrivi, prenoti per tempo il suo ski pass e così sale, c'è anche un arrivo e non ci sono assembramenti sia alle casse che anche alla partenza degli impianti, no? Perché così le code si smaltiscono anche. Non è immaginabile un'altra montagna invernale chiusa come l'anno scorso? Sarebbe un colpo duro da assorbire. Sì, no, io non voglio neanche pensarci a questo, perché sono sicura che comunque si adopereranno per fare in modo che questo possa avvenire, che gli impianti siano aperti. Non si può in maniera più assoluta a pensare a un altro inverno al chiuso, anche perché poi, anche se gli impianti sono chiusi, la gente si riversa comunque in montagna. L'abbiamo visto l'anno scorso, tra ciaspe, sci alpinismo e quant'altro, la gente comunque va in montagna, perché la montagna è sicura, è all'aria aperta, è enorme. Quindi non vedo perché non possono aprire gli impianti questo inverno, con le dovute misure nelle cabinovie o nelle funivie, che ci siano non al pieno, ma che sia un 50, che sia un 80, che sia una percentuale che decidano,
per la sicurezza della gente, ma che ci sia e che gli impianti siano aperti. In chiusura un messaggio a chi deciderà nelle prossime settimane di venire anche semplicemente magari in giornata nelle nostre meravigliose montagne e decide di magari proprio arrivare in un rifugio. Che consigli si sente di dare per affrontare la montagna in sicurezza, non solo dal punto di vista del Covid, ma abbiamo parlato tante volte come spesse volte si sottovaluti la montagna e invece è necessario prendere tutte le misure per vivere una giornata in sicurezza per noi stessi e per gli altri? Beh, prima di tutto il meteo guardatelo, ma guardatelo un giorno prima, non guardatelo una settimana prima, perché in montagna non funziona così. Guardatelo un giorno prima, in montagna ci sono i temporali, c'è il sole, il tempo cambia continuamente. Se avete già una meta, chiamate il rifugista o mandate una mail o chiedete ai nostri consorzi di valle. Noi ne abbiamo 11 nel territorio del Bellunese, quindi abbiamo tutti operatori bravi a dare le informazioni del territorio, e quindi una volta che vi siete informati, sapete che potete andare a farvi la vostra gita in montagna nel rifugio, preparatevi nello zaino sempre un ricambio, una bottiglia d'acqua, una K-Way, usate degli scarponcini o delle scarpe adeguate, perché noi vediamo di tutto di più nei rifugi, c'è gente che fra un po' vanno con l'infradito nei rifugi. No, fate attenzione, guardate anche, non guardate troppo gli smartphone per vedere i percorsi, ma chiamate le persone del posto, soprattutto nelle camminate. La gente pensa che siano 2 ore di camminata semplice, poi si trova magari dopo un'ora in affanno. La montagna bisogna viverla bene, in sicurezza, con le attrezzature adeguate e rendersi conto soprattutto delle proprie capacità fisiche. Se sei in grado di fare una camminata di 1 ora, 2, 3 o 4, è diverso, perché dopo mettete soprattutto la vostra salute in pericolo, per voi in primis e anche per quelli che verranno a soccorrervi, perché dopo, da una giornata che deve essere bella, ve la rovinate. Quindi attrezzatura, meteo e capacità fisiche. Assolutamente sì, grazie per questo vademecum molto semplice ma che deve essere assolutamente osservato per viversi la montagna in piena sicurezza. Grazie ad Alessandra Magagnini, amministratore DMO Dolomiti, grazie e buon lavoro, e come detto ci riaggiorneremo a fine stagione per tirare un po' le file di questa estate e poi anche per capire che inverno sarà. Grazie. Grazie e vi aspettiamo nelle Dolomiti. Grazie. Molto volentieri, grazie davvero ad Alessandra Magagnini. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, prima il meteo e poi altri aggiornamenti. A tra pochissimo. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in temporaneo rinforzo sull'Italia, dunque sul nostro territorio torna ad essere maggiormente stabile il tempo. Vediamo nel dettaglio la previsione di venerdì 6 agosto. Sul Veneto la situazione meteorologica torna a migliorare, lo vedete, ci attende una giornata soleggiata con cielo al massimo poco nuvoloso. Soltanto al pomeriggio saranno possibili dei veloci acquazzoni sui rilievi. Temperature in ripresa, minime tra 13 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole con locali temporali nelle ore pomeridiane sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo ovunque, solo con qualche piovasco sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Siamo tornati in diretta, diamo uno sguardo al report di Azienda Zero per quanto riguarda i nuovi positivi e poi anche i ricoverati nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore si registrano 564 nuovi positivi. Scorrendo il bollettino andiamo a vedere anche la situazione negli ospedali. Sono 175 complessivamente i pazienti ricoverati per Covid in area non critica, 20 invece in terapia intensiva. Diamo adesso uno sguardo, eccolo qui invece al bollettino della campagna vaccinale. Sono oltre 5.700.000 le dosi somministrate in Veneto, con un incremento di 38.810 dosi nelle ultime 24 ore. Di queste 2.960.834 prime dosi, con un incremento di 14.485 nelle ultime 24 ore. Hanno invece completato il ciclo vaccinale oltre 2.746.000 veneti. Guardiamo un attimo anche la situazione della popolazione con almeno una dose, pari a 3.103.918 persone, pari al 64%. Il 55,7% dei veneti invece ha già completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda invece le fasce di età, vediamo che tra i 12 e i 19 anni il 35,3% ha ricevuto almeno una dose, tra i 20 e i 29 il 60,6%, il 55,8% degli over 30, il 64,5% degli over 40 e via scendendo fino agli over 80 che sono ormai vicini ad un 100% di prima dose ricevuta. Questo il report anche per quanto riguarda le vaccinazioni. E a proposito di vaccinazioni, questa sera faremo il punto anche con l'assessore Lanzarin per quanto riguarda le prenotazioni. Sapete che dalla mezzanotte di ieri si sono aperte 100.000 slot, posti disponibili per le vaccinazioni nelle ULSS venete nell'arco di una settimana. Capiremo come stanno andando le prenotazioni in queste prime ore di apertura. Ebbene, c'è anche poi chi si muove diciamo così in modo autonomo. È il caso della squadra di calcio, della società di calcio Union Pro 1928 di Mogliano, che ha organizzato uno Sport Vax Day. E l'ULSS 2 sta predisponendo proprio a Mogliano, nel campo da calcio, un hub dedicato agli sportivi del territorio, con particolare attenzione ai ragazzi che stanno per iniziare gli allenamenti. Chiamata a raccolta dei ragazzi iscritti alle società sportive di Mogliano. Un Vax Day dedicato a loro, che si svolgerà entro agosto qualora le adesioni degli sportivi fossero consistenti. Una possibilità in più che l'Union Pro 1928 sta studiando con l'ULSS 2, la Regione e i comuni di Mogliano e Preganziol per predisporre il punto vaccinale nella struttura di Via Ferretto. Noi stiamo raccogliendo le prime adesioni, poi faremo, quindi ogni società sportiva ci darà le loro adesioni. Abbiamo messo come termine ultimo venerdì o sabato di questa settimana per riuscire a comunicare all'ULSS quanti eventualmente saremo. Non ci hanno dato un tetto, però un numero congruo, penso che intorno ai 200-300 persone debba essere, insomma, per muovere una struttura e venire fino allo stadio di Mogliano. Il tutto per offrire l'opportunità di vaccinarsi volontariamente ai giovani dai 12 anni in su, senza bisogno di prenotazione e in un ambiente amichevole, con i propri coetanei e compagni di sport, in vista della ripresa delle attività e data l'obbligatorietà del Green Pass. La società non obbliga nessuno a vaccinarsi, noi ci atterremo alle linee guida delle FIGC, per cui Green Pass o tamponi. Non so in questo momento dire quanti tamponi, però non c'è nessun obbligo da parte della società, è soltanto un servizio reso alla comunità e alla collettività, per cui a tutti gli sportivi moglianesi, ai loro familiari, ai loro parenti, in un ambiente secondo noi più familiare, più tranquillo. Mentre le direttive su allenamenti che si svolgono al chiuso e l'utilizzo del Green Pass sembra siano state recepite, ci sarebbero però ancora dei nodi da sciogliere per chi svolge sport all'aperto ma di contatto.
Non abbiamo ben capito perché sembra che per lo sport all'aperto non serva il tampone, ma noi siamo uno sport all'aperto sì, ma uno sport di contatto e abbiamo l'utilizzo degli spogliatoi, per cui non abbiamo, perlomeno io non ho ancora capito se i ragazzi non vaccinati abbiano bisogno o no del tampone anche per gli allenamenti. Restiamo in tema di sport perché da Tokyo stanno arrivando tantissime soddisfazioni dai nostri atleti azzurri. Antonella Palmisano vola, lo leggiamo dal sito del Corriere.it, nella marcia 20 km e conquista la nostra 8ª medaglia d'oro. L'Italia fa 37 podi, medagliere azzurro dunque che diventa davvero importante, è record assoluto per quanto riguarda i nostri atleti nelle Olimpiadi. Questa sarà davvero le Olimpiadi che non si potrà dimenticare. E poi anche dal karate, da Busà, una medaglia sicura, e dunque anche dal karate si attende dal nostro atleta un podio. Poi vedremo su che gradino salirà Busà, e dunque soddisfazione, preparazione atletica fondamentale, ma c'è anche la preparazione psicologica che è altrettanto importante. Partiamo da qui insieme alla dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, ma anche coordinatrice della consulta della psicologia dello sport. Ben ritrovata, dottoressa. Buongiorno. Allora, prima di entrare nel merito proprio anche della consulta nata da pochissimo, una battuta su questa straordinaria corsa dei nostri atleti azzurri. Si parla spesso dell'importanza della preparazione atletica, che è fondamentale preparare il fisico, ma sappiamo come poi anche la mente sia altrettanto fondamentale per affrontare poi delle prove così importanti, perché lo stress fisico è accompagnato anche dallo stress psicologico di sentirsi il peso di dover arrivare a quel podio e a quella medaglia. Sì, io ho seguito, devo dire, con interesse queste Olimpiadi più dal punto di vista delle storie dei vari atleti che dal punto di vista tecnico, sportivo, che non mi compete. Ed è stato veramente bello vedere come diversi atleti hanno puntato l'attenzione sulle diverse vicissitudini che hanno dovuto affrontare per pregressi infortuni. Abbiamo visto la storia di Tamberi, la storia di Vanessa Ferrari, il bisogno di saper gestire questi momenti d'arresto, di saper gestire anche l'ansia di salire molto in alto in un podio, come abbiamo visto nel caso di Simone Biles. Pensiamo che quando si arriva sul gradino più alto la difficoltà di vedere davanti a sé solamente la possibilità di cadere, e quindi è particolarmente importante per gli atleti imparare a gestire sia la sconfitta che la vittoria. Allora, dottoressa, ho detto lei essere coordinatrice della consulta della psicologia dello sport, una neonata consulta che nasce con che obiettivi? Beh, intanto è un grande privilegio per me essere coordinatrice della consulta, dove cerco solamente di fare da ponte tra le diverse competenze degli esperti del settore. È stato tra l'altro una fortunata coincidenza, perché ovviamente quando si crea qualcosa in un ente pubblico non lo si fa dall'oggi al domani, e quindi era in preparazione prima, ma il caso ha voluto che la consulta si fosse insediata proprio nella settimana delle Olimpiadi. Infatti il primo incontro c'è stato il 27 luglio ed è nato comunque nella mente dei noi consiglieri dell'ordine con l'intenzione di mettere in rete le diverse competenze appunto dei maggiori esperti di psicologia dello sport in Veneto. Quindi abbiamo la fortuna di ospitare all'interno accademici, presidenti di associazioni di psicologia dello sport e comunque tutti professionisti che in particolare da anni si occupano di questa materia. E tra gli obiettivi c'è soprattutto quello di far conoscere la figura dello psicologo dello sport nella popolazione che non è solamente quella degli atleti, delle federazioni sportive, delle società sportive, ma anche quello delle famiglie, dei genitori, dei piccoli atleti in erba. Ricordiamo che lo sport fa parte della vita dei bambini e dovrebbe far parte del percorso evolutivo dei bambini. Ci sono figure come quelle degli allenatori, dei coach, che sono dei veri e propri educatori, e le squadre sono vere e proprie famiglie all'esterno della famiglia. Quindi è particolarmente importante che anche in questo settore l'aspetto psicologico della crescita evolutiva dei bambini, oltre all'accompagnamento degli atleti appunto nei momenti più impegnativi, veda la figura di una professionista.
È anche importante, mi permetto di dirlo da genitore che ha vissuto sulla propria pelle quello che significa vedere il proprio figlio giocare magari all'interno di un gruppo, quindi di una squadra che può essere di calcio, e vedere come tra genitori ci sia anche un approccio alle volte non costruttivo nell'incitare il proprio figlio o nel denigrare l'avversario. Probabilmente lo psicologo potrebbe tornare utile per l'atleta, ma anche per la famiglia, soprattutto quando si parla di bambini, nell'approcciarsi nel giusto modo a quella che è una esperienza sportiva che non sempre può sfociare o deve sfociare in una carriera sportiva. Spesso nel proprio figlio si riversano quelle che sono le nostre aspettative e poi magari in modo poco costruttivo. Certo, mi piacerebbe dire che lo psicologo dello sport fa proprio parte del team. Il team è intesa non solo come squadra, ma è anche qualcuno che affianca l'allenatore e quindi affianca le famiglie, nel poter confrontarsi, nel poter cogliere anche dei segnali di disagio in maniera precoce, ma anche nel poter intervenire nelle dinamiche di gruppo, nel poter insegnare come favorire la comunicazione e lo stare meglio in gruppo. Tra l'altro lo psicologo dello sport, che si occupa non solo di prestazione, ma si occupa anche di disagio dell'atleta e di miglioramento della performance, mi sembra anche una figura che può rappresentare proprio il modo in cui lo psicologo in generale, anche dal punto di vista clinico, sta al fianco delle persone. Non è mai qualcuno che fa al posto di. Molto spesso le persone hanno paura di andare dallo psicologo perché dicono dovrei farcela da sola, devo mostrarmi forte, ma comunque ce la fai sempre da solo. Lo psicologo è solo una persona che ti sta a fianco per darti degli strumenti. Ai ragazzini, pensiamo proprio ai più giovani che si approcciano ad uno sport, qual è il messaggio da far arrivare nell'affrontare poi anche delle sfide, che può essere la partita, il campionato, che può essere anche la gara, pensiamo magari all'atletica? Qual è il giusto messaggio da dare? La vittoria o, come diceva il buon De Coubertin, partecipiamo, è questo l'importante, non tanto la vittoria quanto il partecipare, l'esserci, il mettersi alla prova? Beh, è importante il partecipare, ma un atleta, uno sportivo ha comunque in mente un obiettivo ed è giusto che abbia in mente questo obiettivo. Io devo dire che ho molto apprezzato negli ultimi periodi, negli eventi sportivi che abbiamo visto, non solo le Olimpiadi, ma in precedenza anche i campionati di calcio, quanto si sia posta l'attenzione su alcune variabili anche relazionali, lo spirito di squadra. Per esempio ricordo un giocatore che si è infortunato al tendine e che è rimasto insieme alla sua squadra. Quanto si è posta l'attenzione anche sulle sconfitte dalle quali ripartire con motivazione e con cura per poi arrivare a una grande vittoria. Quindi un messaggio che io vorrei far passare in particolare ai piccoli atleti è l'importanza della cura degli obiettivi, che non è una semplice devi fare fatica o devi soffrire, perché in realtà se credi in un obiettivo non è una sofferenza, ma è il bisogno di stare con costanza e prendersi cura dei propri obiettivi, che è un po' quello che dobbiamo fare anche con le persone, no? Prenderci cura delle persone richiede motivazione, costanza e presenza. Spesso sentiamo parlare di mental coach in determinate situazioni e spesso si confonde con la figura dello psicologo, sono due figure diverse. Allora, lo psicologo è un titolo riconosciuto, quindi lo psicologo dello sport è poi in particolare un titolo riconosciuto di una persona che, oltre ad aver fatto il suo percorso di laurea e di specializzazione in psicologia, poi si indirizza in particolare ad approfondire l'ambito dello sport. Il titolo di mental coach in sostanza non esiste perché non è un titolo riconosciuto, quindi anche io e lei potremmo definirci mental coach. Per questo è importante che quando ci affidiamo a una persona che dovrebbe gestire in generale la nostra salute e il nostro benessere, verifichiamo effettivamente, al di là magari di un titolo spendibile a livello pubblicitario, qual è la vera formazione sottostante. Abbiamo visto la vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio, stiamo assistendo, avete visto, a questo record di podi per quanto riguarda i nostri atleti impegnati a Tokyo. Diciamo che lo sport può diventare un modello per i ragazzi, ancora di più di fronte a queste vittorie. Possiamo pensare che magari tanti giovanissimi ancora incerti su a quale sport approcciarsi in vista del ritorno da settembre, sappiamo che
che poi anche le attività sportive riprendono di pari passo con la scuola, potrebbero proprio avvicinarsi magari, che ne so, all'atletica, dalla quale sono arrivate soddisfazioni immense dalle Olimpiadi, il calcio, ma il calcio ormai sappiamo essere, insomma, se chiedi ad un bambino cosa vuoi fare, lui ti dirà sempre voglio fare il calciatore. Quindi insomma diciamo che potrebbe diventare proprio un modello da seguire, un modello pulito, bello da seguire, quello dello sport. Sì, beh, come si dice da centinaia e centinaia di anni, mente sana in corpo sano, e quindi è sicuramente importante che i bambini possano trovare uno spazio per lo sport nella loro vita, e mi sembra importante appunto il messaggio che sta sempre più passando del fatto che lo sport non è semplicemente movimento, ma è benessere psicofisico, è anche educazione alla relazione, è educazione anche alla gestione delle emozioni, dell'ansia, della concentrazione. Tutto ciò che io posso apprendere in ambito sportivo mi può essere utile anche per perseguire i miei obiettivi in tutti gli altri ambiti della vita, quindi anche nel lavoro, anche nello studio. Io penso che dobbiamo aiutare i bambini anche ad integrare questi diversi aspetti della vita, e per questo non dovremmo mai porre il bivio su devi studiare oppure devi fare uno sport. I bambini devono imparare a gestire in maniera equilibrata entrambi questi ambiti della loro vita, senza dare un peso superiore all'uno o all'altro, perché sono entrambi fondamentali per una crescita equilibrata e armoniosa. Sport, che come ha detto lei significa anche salute. Stiamo parlando purtroppo di questo virus, di malattia, di sofferenza da tanti mesi. È giusto anche parlare di salute, di benessere, e lo sport è questo veicolo importante. Sì, infatti, come le dicevo, l'idea della consulta, che tra l'altro si chiama dello sport, del benessere e dell'esercizio fisico, era nata nei mesi precedenti anche per una nostra esigenza di cominciare a parlare più di benessere, cioè della possibilità delle persone non solo di gestire le emergenze e di sopravvivere, ma anche del voler star meglio, perché lo psicologo è comunque una figura che interviene non solo quando c'è una sofferenza, ma anche quando c'è la volontà e la possibilità di stare ancora meglio. Molti degli aspetti della vita sportiva ci insegnano in che modo io posso star meglio, per esempio anche accettando a volte i limiti di una situazione, e in che modo all'interno di quella situazione io posso comunque perseguire gli obiettivi. Si diceva prima, anche nonostante alcuni stop dovuti alla malattia. Abbiamo visto atleti che hanno raccontato di aver avuto il Covid, di aver avuto la mononucleosi, malattie che gli hanno impedito di fare un percorso molto facile e lineare, eppure sono riusciti a mantenere la loro motivazione e a continuare ad andare avanti per perseguire l'obiettivo finale. Quindi direi che questo ci può insegnare che se insieme, tutti insieme come una squadra, riusciamo a gestire le regole e a collaborare, sicuramente riusciremo ad arrivare ad un benessere maggiore per tutti. Lei prima giustamente diceva scuola e sport possono convivere, è giusto che i ragazzi organizzino il proprio tempo in modo da far convivere queste cose, e penso anche che possa essere lo sport un mezzo per portare fuori da casa i ragazzi che con i lockdown si sono ritrovati per forza chiusi e hanno trovato delle alternative. Pensiamo ai videogiochi ad esempio, o comunque alla televisione, il tablet, insomma la tecnologia che ha sostituito quella che era la socialità all'aria aperta. Lo sport può essere un modo per portare fuori da casa i ragazzi e riportarli a quella socialità che è venuta meno per tanto tempo. Beh, tra l'altro nei periodi di più stretto lockdown lo sport è stato praticamente l'unico motivo per alcuni ragazzi per poter uscire, perché chi comunque faceva agonismo, pur nel rispetto di regole molto stringenti, ha avuto un motivo per uscire che invece i ragazzi che non avevano un'attività fisica non hanno avuto, e quindi hanno passato settimane e settimane in casa senza vestirsi. Quindi questo ci dà l'idea di quanto sia appunto fondamentale lo sport e quanto sia anche importante magari per i comuni investire nella possibilità che i bambini nel loro comune possono avere una scelta, una variabilità di sport, e anche poter avere magari un sostegno economico per le famiglie per poter continuare a fare lo sport. Penso anche sia importante insegnanti delle scuole e allenatori delle squadre sportive che abbiano dei momenti di confronto, anche dei momenti di formazione comune, perché ognuno è
sicuramente esperto nel proprio campo, ma non può essere esperto di qualunque cosa. Quindi quando io mi occupo di un bambino dal punto di vista della crescita evolutiva e psicologica, non sarei mai un esperto della tecnica dello sport. Allo stesso modo, un allenatore di una squadra sportiva sarà sicuramente un'ottima figura di riferimento, ma può fare ancora meglio, ancora di più, se ha anche degli strumenti, la possibilità di interagire con chi si occupa dell'aspetto invece più relazionale di maturazione psicologica. Quindi dobbiamo aspettarci adesso all'interno delle società sportive di qualsiasi tipo, insieme alla figura dell'allenatore, del fisioterapista, anche la figura dello psicologo, ed è importante questa figura proprio per completare quella che è la preparazione di un atleta che sia poi il futuro campione che vedremo poi gareggiare a livello internazionale, ma che sia anche semplicemente il bambino che vuole divertirsi con quello sport che ama tanto. Beh, sicuramente questo è un obiettivo che come ordine ci siamo posti, quello di creare maggiori sinergie e relazioni anche con le federazioni sportive, con le società sportive, per poter sensibilizzare sull'importanza della presenza della psicologia dello sport in ogni settore, anche giovanile, non solo ad alti livelli. Penso che insieme, mettendo appunto a sistema le energie, potremmo maggiormente far capire quanto è importante la presenza di una figura professionale all'interno di un percorso di vita che accompagna bambini, adolescenti e poi atleti per un bel pezzo del loro cammino. Siamo pronti noi cittadini ad accettare questa figura? Glielo chiedo perché prima lei diceva spesso una persona in difficoltà non si approccia allo psicologo perché dice voglio farcela da sola, ma anche perché magari c'è un timore di spogliarsi, diciamo così, di manifestare ad altri le proprie fragilità. Ecco, secondo lei anche le famiglie potranno ben vedere una figura dello psicologo all'interno di una società nella quale gioca o insomma si trova il proprio figlio o figlia? Beh, io vedo che c'è sempre molta più richiesta anche da parte delle famiglie di qualcuno che li aiuti a gestire le tematiche dell'infanzia e della prima adolescenza. C'è sempre maggiore sensibilità rispetto all'importanza del trattare gli aspetti psicologici all'interno della propria vita. Solo un paio di giorni fa ho sentito un'intervista in cui Federica Pellegrini raccontava del suo impegno, no, come nuovo membro del Comitato Internazionale, proprio incentrato sul stare vicino agli atleti e occuparsi della salute psicologica dell'atleta. Quindi penso che sia un tema che sta entrando sempre più nella vita delle persone, quindi le resistenze che magari incontravamo maggiormente anni fa e anche un certo pregiudizio rispetto alla figura dello psicologo che veniva accomunato appunto solo allo stare male, alla depressione, all'ansia, è ormai sdoganato come allenatore comunque della tua salute mentale. Quindi lo sport a 360 gradi, il benessere quindi psicologico, poi anche il benessere legato all'alimentazione, ad una giusta alimentazione, cioè essere sportivi in modo completo, quindi non solo con la forma fisica. E questo è un po' quello che è il futuro, ecco, dello sport, e appunto da Tokyo ci sta arrivando questa immagine qui. In qualche modo può essere d'aiuto sentire le storie che lei anche in qualche modo ha toccato dei vari atleti con le loro vicissitudini, le loro difficoltà, i loro ostacoli, ma capire che se si crede in un obiettivo lo si può raggiungere, come nella vita d'altronde. Allora, se si crede in un obiettivo sicuramente si può impiegare le proprie energie con il desiderio di raggiungerlo. Poi sarebbe un po' semplicistico dire che qualunque obiettivo si raggiunge, ecco, non voglio sarebbe bello, sarebbe un sogno, bisogna rimanere con i piedi per terra, ha ragione. Sogni, ma credo che passare la propria vita ad inseguire un obiettivo che ci fa star bene è comunque qualcosa che ci dona la felicità. Poi non so dove arriveremo, forse ci troveremo da qualche altra parte. Per esempio, ecco, mi viene in mente che ho letto una storia, ora non posso garantire che sia vero questo aneddoto, ma mi sembra di aver letto che Marcel Jacobs abbia iniziato come saltatore in lungo. Sì, confermo questo. Vero. Sì. Quindi inizialmente è stato quasi una scelta di ripiego fare il 100 metrista, quindi abbiamo visto che a volte abbiamo dei sogni iniziali e poi la vita trasforma questi sogni in qualcosa di diverso. Anche questo è un messaggio importante, non dobbiamo fossilizzare e rendere i sogni qualcosa di materico, qualcosa scolpito nella pietra. Anche i sogni possono evolvere nel tempo, l'importante è mantenere la capacità di sognare.
Assolutamente sì, sognare è l'unica cosa che nessuno ci può portare via, ha ragione. Io ringrazio davvero tantissimo la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e coordinatrice della consulta di questa neonata consulta, e vedremo quella che sarà l'evoluzione anche all'interno delle nostre società, perché è importante insomma che ci sia attenzione anche non solo per il corpo ma anche per la mente, per affrontare al meglio qualsiasi sfida, qualsiasi anche difficoltà che la vita ci pone davanti. Grazie davvero dottoressa e a presto. A lei, alla prossima. E noi andiamo avanti con la nostra diretta per parlare di economia, perché dalla produzione industriale di Treviso e Padova arrivano dati molto importanti, una congiuntura industriale che nel secondo trimestre 2021 cresce e cresce come in epoca pre-Covid. Nel secondo trimestre 2021 l'attività industriale di Padova e Treviso supera i livelli pre-pandemia. Tra aprile e giugno la variazione della produzione è stata del più 39,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, minimo della crisi, e del più 9,9% rispetto al 2019. L'analisi è quella di Assindustria Veneto Centro, che punta i riflettori anche sui settori che hanno permesso questo record produttivo. Il ritorno importante della domanda interna, più 47,4%, e della corsa all'export, più 61,8% rispetto al 2020, soprattutto extra UE. Il balzo degli ordini sia interni che esteri anticipa che tale contributo continuerà anche nei mesi estivi. L'accelerazione si legge anche nei dati sul lavoro. Il secondo trimestre consolida il segno positivo. Oltre metà delle imprese assumerà nei prossimi 6 mesi. Un trend riconosciuto anche da Confapi. C'è un'area da boom economico in qualche modo. E voi forse sapete che io sempre ho detto, sono sempre molto positivo. Le previsioni di crescita del PIL nazionale, che erano più o meno al 4%, ora arrivano come previsione almeno a superare il 6%. Nonostante l'eredità pesante della pandemia, dichiara Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, il sistema produttivo di Padova e Treviso ha ripreso a marciare con ritmi senza precedenti anche nei mercati esteri. Alla luce dei dati possiamo finalmente dire che la produzione industriale è tornata oltre i livelli pre-pandemia, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Preoccupano nuovi rischi legati alle possibili varianti del contagio e altri fattori di incertezza, su tutti i rincari insostenibili e in alcuni casi la carenza di materiali. Gli fa eco Carlo Valerio, secondo il quale il costo delle materie prime da un lato e la carenza di personale qualificato dall'altro potrebbero frenare questa crescita. Se questo balletto delle materie prime, visto che noi siamo tutti trasformatori, quindi usiamo materie prime, non verrà controllato e calmierato da regole nazionali o sovranazionali, potrebbe rischiare di compromettere la ripresa, la quale per tutti gli altri fattori ci sarebbe. E arriva una nota a proposito di Green Pass e di controlli, ne abbiamo parlato anche prima in diretta con Christian Arboit, con il titolare, un ristoratore di Treviso che ha detto io no, al momento non controllerò il Green Pass. Ebbene, arriva una nota congiunta dei Ministeri della Salute, Economia, Innovazione, Tecnologia, Strutture Commissariale, che specifica come i titolari o i gestori dei servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di certificazione verde sono tenuti a verificare la documentazione con l'app Verifica 19 attiva già da fine giugno. L'app accerta l'autenticità della certificazione verde e verifica che l'intestatario abbia i requisiti necessari. È completamente gratuita e scaricabile sui dispositivi mobili. La verifica può avvenire senza connessione internet e questo dunque diciamo così, un ulteriore chiarimento che è arrivata con questa nota congiunta dei ministeri. E poi via libera delle aziende sanitarie all'accesso con Green Pass nei reparti ospedalieri per far visita ai parenti ricoverati. A partire da oggi entra infatti in vigore il decreto legge 105 del 23 luglio che completa gli ambiti di applicazione del certificato verde.
integrando il precedente decreto del 17 giugno 2021 che prevedeva già la possibilità di permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso. Lo ricorda la Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, secondo cui il Green Pass consente di assicurare sicurezza e umanizzazione delle cure ai nostri pazienti. Dunque il Green Pass anche per tornare finalmente, ci viene da dire, perché dopo tanti mesi di difficoltà e di lontananza dei propri cari ricoverati si potrà tornare a far visita ai pazienti in ospedale. E abbiamo parlato di ripresa economica per quanto riguarda l'industria di Treviso e Padova. È negativo invece il bilancio del primo mese di saldi estivi, con Federmoda Treviso che lancia l'allarme, settore dicono ancora immerso nella pandemia. E il servizio, vediamo appunto il servizio sul bilancio relativo a questo primo mese di saldi estivi. Questo saldo 2021 che è iniziato rispetto a quello dell'anno scorso praticamente un mese prima, in realtà ci sta dando dei riscontri negativi. Sondaggio tra gli associati Federmoda della provincia di Treviso che mette a confronto tra fine luglio e inizio agosto l'andamento dei saldi nello stesso periodo pre-pandemia 2019 e l'estate del 2020, in cui per l'eccezionale situazione epidemiologica sono iniziati ad agosto, ma l'anticipo a luglio di quest'anno non ha portato i frutti sperati, secondo Federmoda Treviso, in cui il 47% del campione dichiara una flessione, dati ancora più allarmanti se confrontati con il 2019, in cui è il 72% degli imprenditori a dichiarare la flessione di vendite. Ma il vero dato che ci preoccupa e che ci fa pensare che siamo ancora molto lontani rispetto ad altri settori, rispetto all'epoca pre-pandemica, è il dato che confronta questo saldo a quello del 2019. L'abbiamo fatto perché intanto il periodo è lo stesso, sempre i primi di luglio, e quindi paragonabile, e perché il saldo precedente, del 2019, era in epoca pre-pandemica. Lì il 70% delle imprese dichiara di avere ancora una perdita pesante e questo ci preoccupa moltissimo. Non solo, il quadro rilevato da Federmoda rivela una difficoltà, continua Pomini, che era già in essere nel settore e che la pandemia ha solo accentuato. La preoccupazione resta veramente tanta, perché è un settore che evidentemente ha bisogno di sostegno e di un approccio in futuro totalmente diverso. Ripensarsi come attività, sì all'approccio potenziato verso il commercio online, ma ciò che manca, rileva Pomini, sono sostegni e un sistema di infrastrutture per allontanare il rischio sempre più concreto di chiusura. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità e poi quando torneremo in diretta avremo in collegamento il direttore della Mostra Internazionale, della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, per parlare appunto della 78esima edizione al Lido di Venezia dall'1 all'11 settembre, tra pochissimo. Rieccoci tornati in diretta. Come anticipato dovremo avere in collegamento il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Buongiorno e grazie davvero per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, direttore, ci sveli qualcosa in più? Allora, noi lunedì scorso eravamo presenti alla presentazione del programma, però insomma ci sono nuovi dettagli in più per questa edizione numero 78 che, lo ricordiamo, arriverà al Lido dall'1 all'11 settembre. Che novità ci sono rispetto a quel programma presentato una settimana fa, circa 10 giorni fa? Intanto abbiamo annunciato un film in più rispetto al programma annunciato nella conferenza stampa, e cioè un bellissimo documentario realizzato da un regista inglese sulla storia dei Led Zeppelin, che è un gruppo mitico degli anni 70, è diventata all'inizio di quegli anni la band più famosa, più ascoltata e che ha venduto il maggior numero di dischi in quegli anni. Una storia forse mai raccontata,
perché inizia veramente dalle radici, cioè dalla storia dei singoli componenti quando suonavano in gruppuscoli diversi nei club londinesi prima di diventare i Led Zeppelin. Il documentario, che dura più di 2 ore, è composto di materiali d'archivio straordinari e ricostruisce quindi tutta la scena rock londinese della fine degli anni 60, inizi anni 70 e poi i primissimi anni dello straordinario successo di questa band. Questa mattina abbiamo appena annunciato un premio collaterale che ogni anno assegniamo, il premio che viene attribuito insieme al nostro main sponsor Campari e viene attribuito a un collaboratore di un regista, quelle figure che di solito il grande pubblico non conosce, ma che sono di fatto dei coautori rispetto al film. In questo caso si tratta di Marcus Rowland, uno grandissimo scenografo inglese che ha lavorato soprattutto con Edgar Wright sin dai suoi esordi, da 20 anni quindi, e che ha fatto le scenografie anche del nuovo film che si chiama Last Night in Soho, che verrà presentato in prima mondiale fuori concorso il primo sabato del festival, sabato 4. Un film bellissimo che vi consiglio di vedere, anche perché si apprezza la straordinaria creatività di questo scenografo poco noto al grande pubblico. E poi, direttore, soddisfazione anche per il cinema italiano con 5 pellicole in concorso, una cosa che non accadeva da molti anni. È vero, ho detto durante la conferenza stampa che secondo me il cinema italiano in questo momento vive uno stato di grazia. Tutti i registi italiani hanno fatto un film anche durante la pandemia, anche durante il secondo lockdown, e in qualche modo è come se la pandemia o questa situazione di difficoltà abbia stimolato la loro creatività, perché tutti hanno dato il meglio di se stessi, e quindi i 5 film che vedremo sono assolutamente meritevoli dal mio punto di vista di essere in competizione. Sono tra le cose migliori che questi registi hanno fatto. Parlo di Paolo Sorrentino, Mario Martone, poi c'è il secondo film attesissimo di Mainetti, che aveva esordito 6 anni fa con Gigrobot, il terzo film dei Fratelli di Innocenzo, che sono la nuova promessa del cinema italiano, e poi un bellissimo film di un autore marginale che lavora pochissimo, perché nell'arco di 15 anni ha fatto soltanto 3 film, quest'ultimo si chiama Il Buco, e credo che questa presenza del cinema italiano sia un ottimo segnale e un incoraggiamento per il futuro del nostro cinema. Rispetto all'anno scorso, dove proprio la Mostra del Cinema fu il primo evento importante post pandemia, che cosa dovremo aspettarci dall'edizione di quest'anno? In primis, insomma, il gossip. Io non mi sento più, spero che voi mi sentiate ancora. Io la sento. Ho sentito che mi chiedevate del problema della pandemia. Io volevo capire che differenza c'è rispetto all'anno scorso. Naturalmente non vi sento, mi spiace. Non ci sente. Allora, vediamo. Non riesco a sentirvi, vi vedo ma non vi sento. Allora, vediamo se riusciamo magari a richiamare il direttore, magari ripristinare il collegamento audio-video. Vediamo se riusciamo a fare questo nel frattempo. E allora mandiamo il servizio sulla crisi, restando a Venezia, sulla crisi dei vetrai di Murano, e vediamo di ripristinare il collegamento con il direttore Barbera. La crisi purtroppo non è ancora alle spalle. A Murano, ormai nel pieno dell'estate, qualche timido segnale di ripartenza c'è stato, ma è ancora troppo poco. Perciò i maestri vetrai dell'isola, come spiega il loro portavoce, il maestro Giancarlo Signoretto, lanciano un SOS al governo nazionale. Un anno e mezzo fa eravamo chiusi, oggi c'è stata la ripartenza, il mondo si sta muovendo un po' più veloce.
però io non vedo differenza. Qua a Murano siamo tutti quanti con grossi problemi perché il turismo, quello vero, quello che fa vivere, non è ancora in giro. Venezia è una città che vive il turismo, le isole e tutto il litorale. Anche la rinuncia al passaggio delle grandi navi, secondo i maestri vetrai, porterà conseguenze negative sull'economia della città. Dobbiamo pensare anche alla chiusura del porto, una situazione molto drastica. 5.000 posti di lavoro, che questo qua non è una soluzione, ma porta solo disagio. A Roma devono darsi una mossa, perché noi non possiamo vivere senza turismo. Ci vogliono perciò indicazioni chiare e a preoccupare, ormai a metà dell'estate, sono soprattutto l'autunno e la stagione invernale. Con un'estate magra, molte aziende, questa è la previsione, faticheranno a restare in piedi e a rimanere aperte. Se cominciamo a essere sempre tutti i giorni col dubbio se la gente può partire in vacanza o non può partire in vacanza, mi sa che questa stagione è persa. E per l'anno prossimo non so chi potrà avere energie per restare aperto. Io ce l'ho messa tutto e tutti quanti ce la stiamo mettendo tutta, però non so per quanto tempo ancora avremo ossigeno per poter affrontare situazioni drastiche. Ritorniamo dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, al quale volevo chiedere quali saranno le novità rispetto all'edizione dello scorso anno e in primis immagino il ritorno in Laguna delle star hollywoodiane che l'anno scorso non avevamo visto con i numeri a cui eravamo abituati. Beh, la buona notizia è che quest'anno torneranno gli americani, torneranno le star, avremo un tappeto rosso ricchissimo di attori, attrici, registi molto famosi, attesissimi, quasi tutti direi, i cast dei film selezionati per il concorso e anche il fuori concorso saranno presenti a Venezia. Tutti hanno voglia di ritornare, di ricominciare e questa è una bella notizia positiva. Si scontra purtroppo col fatto che dovremo fare i conti ancora quest'anno con la pandemia, con i protocolli di sicurezza, con la riduzione delle sale al 50%, con il Green Pass per poter entrare in sicurezza nelle sale di proiezione, ma sappiamo che ci sarà molto più pubblico, molto più accrediti, molti più ospiti, almeno il 30% in più rispetto allo scorso anno, lo vediamo dalle domande che sono già arrivate e degli accrediti che abbiamo concesso. Quindi sarà un'edizione come dire, più partecipata rispetto allo scorso anno, che dovrà ancora tenere conto del fatto che la pandemia non è stata superata e vinta, ma speriamo davvero che sia la volta buona. Qualche nome ce lo può fare di qualche star che da Hollywood arriverà al Lido? Ma certo, si comincia con tutto il cast enorme del film attesissimo Dune di Denis Villeneuve, quindi ci sarà Timothée Chalamet, Oscar Isaac, che tra l'altro è presente a Venezia con 3 film, Jessica Chastain, devo dire la memoria non mi soccorre, ma nessun problema. Se nel frattempo le viene in mente qualche altro nome, lei mi interrompa pure e me lo dica. Lei insomma ha spiegato quelle che saranno anche le accortezze che andranno prese dal punto di vista logistico, quindi Green Pass, ma il Green Pass non permetterà di avere una capienza al 100%. Ci speravate, direttore, in questo? Speravamo, sì, eravamo, devo dire, molto ottimisti e quasi convinti che quest'anno si potesse fare un festival in condizioni normali da questo punto di vista, magari con la mascherina, magari con tutta l'accortezza del caso, ma insomma invece il governo ha deciso altrimenti, ha deciso che per tutti i locali di spettacolo, cinema, teatri, musei, luoghi di cultura, si debba ancora rispettare il distanziamento sociale, nonostante il fatto che le persone che possono accedere devono avere il Green Pass o devono aver fatto un tampone delle 48 ore che suona a conferma del fatto che non sono contagiosi. Ecco. Questo è un po' un peccato, proprio perché il programma è così ricco, così forte, così attrattivo,
tanto che sappiamo già che appunto avremo molti più ospiti, molto più pubblico presente alla mostra quest'anno. Noi siamo abituati a guardare sempre all'estero, senza andare troppo lontani, guardando oltre confine. Il Festival di Cannes ha dovuto rispettare le stesse misure o diciamo è stato più semplice nell'organizzazione? No, è stato complicato nell'organizzazione perché anche loro hanno dovuto verificare l'esistenza del Green Pass, fare i tamponi a chi non era stato vaccinato, però loro avevano il vantaggio di poter riempire completamente le sale di proiezione, non rispettare il distanziamento sociale, e questo naturalmente in qualche modo li ha favoriti. È anche per questo che speravamo che sulla base di questo esempio anche noi potessimo tornare alla capienza piena. Direttore, qual è il tema dominante? C'è un tema dominante per questa edizione 2021? Guardi, i film sono diversissimi, sono davvero molto, molto diversi l'uno dall'altro. Però c'è un tema dominante, l'attenzione alla condizione femminile, da parte non soltanto dei registi donne, che sono tante come al solito, ma anche da parte dei loro colleghi maschi, no? Come se tutti si rendessero conto che oggi il grande problema sociale con cui dobbiamo fare i conti sono le differenze che ancora esistono fra uomini e donne a tutti i livelli. Ci sono tantissimi film che affrontano da punti di vista diversi il problema della condizione femminile, donne sole, lasciate dai mariti o con mariti fragili non in grado di svolgere il proprio ruolo, che devono occuparsi di figli, che hanno problemi di lavoro, che devono combattere da sole contro i pregiudizi di una società maschilista. Ci sono numerosi film che affrontano il problema della violenza sulle donne e credo che questo sarà quindi uno dei temi più discussi durante questa mostra del cinema. Quindi temi di grande attualità che entrano anche alla mostra del cinema. Ci sarà qualche annuncio a sorpresa, magari pochi giorni prima dell'inizio? Avete ancora qualche... Abbiamo ancora qualche asso nella manica in serbo, quindi all'inizio della settimana prossima aspettatevi un paio di annunci. Dobbiamo annunciare il vincitore del premio Cartier Glory to the Filmmakers e dobbiamo ancora annunciare un film piuttosto atteso che non posso naturalmente ancora svelarvi, ma è questione di pochi giorni e poi saprete qual è l'ultimo film che concluderà il programma di questa edizione della Mostra del Cinema. Io la ringrazio davvero tantissimo, direttore, per la sua presenza, ci ha fatto davvero molto piacere, è stato un onore per noi averla qui in diretta e insomma siamo pronti per vedere che sorprese ci saranno in questa mostra del cinema numero 78 che anche in epoca pandemica però non delude mai le aspettative della vigilia. Grazie davvero ad Alberto Barbera e buon lavoro. Grazie a voi, vi aspetto naturalmente tutti a Venezia in sicurezza. Assolutamente sì, ci saremo. Grazie ancora al direttore Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, per averci svelato qualche elemento in più di questa edizione. Lo ricordiamo che sarà al Lido di Venezia dall'1 all'11 settembre 2021. Prima di salutarci, un aggiornamento di cronaca che arriva dalla provincia di Treviso e che leggiamo dal sito del Gazzettino. Incidente sul lavoro a Casale sul Sile, un operaio di 30 anni precipita nel silos da 9 metri di altezza, salvato dai vigili del fuoco che si calano con funi da alpinismo. L'uomo è stato ricoverato con contusioni e fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Questa era l'ultima notizia, l'ultimo aggiornamento di cronaca per questa edizione quotidiana. Noi naturalmente vi ricordiamo che l'informazione di Antenna 3 torna come sempre puntuale questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, a seguire quella con tutte le notizie da Venezia e province, e poi dalle 19:30 gli aggiornamenti con le notizie da Treviso e dalla Marca trevigiana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie, arrivederci.